Allora, riprendiamo con la giornata. Allora, dopo aver visto le presentazioni dei progetti fatti fino adesso è arrivato il momento di un confronto e quindi di una tavola rotonda di confronto con altre istituzioni. Le persone presenti chiaramente non sono qui a caso, sono state scelte accuratamente. Ehm, perché? Perché adesso noi oggi abbiamo parlato di materiale d'archivio, ma in realtà la Levi nasce come biblioteca e quindi abbiamo voluto qui presenti Elisabetta Sciarra, attualmente dirige la Nazionale di Firenze, e il dottor Stefano Campagnolo, direttore della Nazionale di Roma, quindi i massimi esponenti delle due biblioteche più importanti che abbiamo qua in Italia, oltre a essere ex veneziani e quindi a noi molto cari. E poi abbiamo invece Pierluigi Ledda dell'Archivio Ricordi, che conserva dei materiali assolutamente affini a quelli che conserviamo qui in Levi e col quale poi insomma stiamo collaborando su altri progetti, quindi diciamo avevamo bisogno anche di avere una voce che parlasse una lingua simile alla nostra. E non per ultimo Paolo Dacol, che dirige invece la Biblioteca del Conservatorio di Venezia, che è qui davanti a noi, e con la quale anche con loro siamo da anni in collaborazione. Sarà una chiacchierata informale, quindi adesso per rompere il ghiaccio, la prima cosa che io vorrei sapere da voi è quali progetti di digitalizzazione avete avviato finora e quali sono i progetti futuri, per poi continuare il dialogo. Vuoi iniziare tu, Pierluigi? Mi basta che siate a microfono perché è tutto alla registrazione, altrimenti non si sente. Grazie. Si sente, sì. Sì. Allora, riassunto dei recenti progetti di digitalizzazione, c'è stato il completamento, della collezione fotografica dell'archivio, che abbiamo realizzato in collaborazione con Camera, Centro Italiano della Fotografia di Torino, e che è partito realizzando una mappatura e un censimento degli studi fotografici a cui Casa Ricordi ha commissionato appunto dei lavori fotografici. Ne abbiamo appunto censiti oltre 1000, e rintracciando fortunatamente anche degli studi di fotografia molto importanti come Nadar. E poi da lì, da quella prima fase, la seconda fase è stata appunto completare la digitalizzazione dell'intero fondo. Non è un fondo vasto, sono circa 8.000 fotografie, ma al suo interno ha molti percorsi interessanti che appunto ora, entrando in una fase 3 di analisi e di elaborazione editoriale, forse anche espositiva, rappresenterà uno dei temi su cui andremo a sviluppare dei progetti futuri. Abbiamo poi realizzato, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, un progetto di catalogazione e restituzione del fondo dei libretti d'opera dell'archivio, che sono circa 11.000, a cura del ricercatore Carlo Lanfossi, collaboratore del professore Emilio Sala di Milano. E adesso stiamo entrando con Carlo nella fase appunto di non solo di catalogazione ma di restituzione, perché ciascuno di questi progetti poi trova casa, trova ospitalità all'interno della collezione digitale dell'archivio, che è la parte del sito e la parte risorsa del nostro ambiente digitale, dove appunto l'archivio è consultabile. Queste sono, diciamo, le due collezioni su cui abbiamo lavorato, ma ci sono anche delle linee guida, direi, trasversali, generali e concettuali su cui stiamo portando avanti il lavoro in questi ultimi anni, e l'abbiamo intensificato negli ultimi mesi. E sicuramente la logica della partecipazione
della comunità che gira, che frequenta la collezione digitale sta diventando una delle leve principali, perché la collezione digitale e alcuni progetti con una logica wiki hanno permesso e stanno sempre di più permettendo un allargamento effettivo del gruppo di lavoro intorno all'archivio. Un primo esperimento è stato nel 2016, quando abbiamo invitato l'utenza a trascrivere le lettere pubblicate online non ancora trascritte, e oggi ne contiamo circa 12.000. Abbiamo anche degli habitué, una coppia che ne ha fatte più di 1.000. E ora stiamo cercando appunto di integrare queste dinamiche che al momento, non lo nascondo, sono abbastanza rudimentali, ma funzionano, integrarle in un modo più, appunto, scusate il gioco di parole, integrato all'interno del portale. Quest'anno compiremo anche una migrazione del nostro database all'interno di XDAMS, e stiamo lavorando proprio a una convergenza di tutto il nostro ecosistema digitale in un ambiente unico. Abbiamo avviato una felice collaborazione con Mindware Made in Heritage, e quindi prevediamo, diciamo, dei miglioramenti strutturali che vanno nella direzione appunto di un sempre maggior coinvolgimento, della sempre maggiore attivazione del mondo che c'è fuori. Oggi si è parlato molto di allargamento delle comunità e anche di monitoraggio delle comunità. Ecco, è proprio quello che vogliamo intensificare. Eh, Mi fermerei qui e poi magari per dare, appunto, per dare giro al tavolo. Grazie. Prego. Vogliamo proseguire con il giro di racconti sui progetti digitali in corso o futuri? Allora, buonasera a tutti. Appunto, come ha sottolineato, ci sono ben 3 direttori di biblioteca a parlare di archivi, no? No, però chiariamo che il concetto di archivio secondo la letteratura classica, Cencetti, Lodolini, eccetera, quale materiali espressione dell'attività di un ente o di una persona, per alcuni casi è inappropriato. Diciamo, ci sono i fondi bibliografici che si sovrappongono. Oggi come oggi va molto di moda effettivamente trattare queste cose come archivi, soprattutto laddove il database che viene creato consente anche l'accesso alla risorsa fisica. Quindi diciamo che in questo mondo digitale tutto va un po' sovrapponendosi, tutti i gatti diventano grigi, però ecco, concettualmente la distinzione tra fondi bibliografici e archivistici c'è, perché potrebbe, ma va mantenuta perché potrebbe portare a trattamenti anche diversi. La Biblioteca Nazionale ha un'attività ordinaria di digitalizzazione, ha una propria teca digitale che comprende 30 milioni di oggetti circa, un'attività iniziata in epoca remota. Farei fatica a dire quando inizia l'era digitale per le biblioteche e per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e può vantare però, oltre a questa attività ordinaria che prevede un incremento costante degli oggetti digitalizzati, una serie di progetti e orgogliosamente si può dire progetti iniziati e finiti. Poi ci sono quelli in corso, che speriamo pure di poter dire la stessa cosa di qui a poco tempo. Tra i progetti iniziati e finiti abbiamo il progetto Polonsky, si chiama così perché è sostenuto dalla Fondazione Polonsky e organizzato in collaborazione col CERL, con ISTC, la Biblioteca Nazionale di Roma ha una grande tradizione sull'incunabolistica perché era incaricata della redazione dell'IGI, l'indice generale degli incunaboli, e si relaziona direttamente con ISTC, e questo progetto prevede la digitalizzazione degli incunaboli delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali. La centralità di Roma è legata soprattutto all'appartenenza della biblioteca del monastero di Santa Scolastica di Subiaco al polo romano. Abbiamo un rapporto piuttosto stretto con questa biblioteca, quest'anno peraltro è città del libro, la città di Subiaco.
Il primo passo di questo progetto ha previsto la digitalizzazione di tutti gli incunaboli di Subiaco, che sono poco più di 200, importantissimi come sapete perché sono la culla della prototipografia italica. E adesso si sta, sempre in collaborazione con la Fondazione Polonsky, si vuole allargare il progetto con le altre biblioteche annesse ai monumenti nazionali. Dovrebbe esserci adesso Grottaferrata, insomma, e altri che hanno magari delle collezioni iconoblistiche più piccole. Però si procede appunto per gruppi omogenei e con un target molto ben definito, quindi progetti che non finiscono mai, ma iniziano e finiscono e ciascuno passo apporta un contributo molto definibile. È finito anche, siamo proprio ai passaggi finali, il progetto fatto in collaborazione con Lucei, denominato Italia Books, dove la I di Italia mediana è con la Y, perché in realtà non è un acronimo, è proprio un significato in ebraico, è stato scelto questo titolo proprio per questo motivo qui, e in collaborazione con UCEI, ma anche con la National Library di Gerusalemme, perché prevede secondo me, un molto intelligente sistema per la catalogazione dei libri in ebraico delle biblioteche italiane. Purtroppo questo è un tipo di competenza che negli anni è andato scemando, ma nei bibliotecari italiani, fra le proprie competenze, molti avevano anche la conoscenza dell'ebraico ed erano in grado di identificare e schedare appropriatamente i numerosi fondi presenti nelle biblioteche storiche. Cosa ha previsto questo progetto? Io mi sono preoccupato di inserire anche la Marciana quando ho retto ad interim ancora la Marciana insieme alla Nazionale di Roma, e infatti il progetto è stato concluso anche presso la Marciana. È stato creato un protocollo per l'individuazione non solo della edizione di cui trattasi, ma anche per individuare tutte le note di possesso, questo è un aspetto molto importante, e tutte le note marginali di commento, eccetera, laddove ve ne fossero. Quindi è stato inviato un fotografo, sostanzialmente, le biblioteche hanno fatto una selezione dei libri posseduti, poi per 1 o 2 settimane un fotografo ha risieduto presso la biblioteca e aveva un protocollo di fotografie, ovviamente non integrali, però bisognava fotografare, diciamo, il frontespizio, come sapete, la lettura riversa, e una serie di pagine chiave, e oltre che appunto fotografare tutte le note di possesso e tutte le note marginali. E queste fotografie sono state inviate alla Biblioteca Nazionale di Gerusalemme, che ha provveduto all'identificazione, quindi alla catalogazione di questi libri, e tutte le fotografie e i dati bibliografici sono ospitati sulla teca digitale della Biblioteca Nazionale Centrale. Siamo appunto alle battute conclusive. Il progetto è stato finanziato dalla Rothschild Foundation e sono state coinvolte oltre 35 biblioteche, non ricordo adesso il numero esatto. E in novembre dovremmo tenere un convegno a Roma per illustrare questo progetto e anche per mostrare i primi risultati che è possibile tirare fuori, no? Perché potete immaginare che l'identificazione, no, dei possesso consente la ricostruzione di biblioteche, di persone molto importanti, a prescindere, diciamo, dal particolare repertorio trattato, però particolarmente importanti per questo repertorio, viste le dispersioni e le mutilazioni cui è stato oggetto. Poi abbiamo in corso il progetto PNRR, ne sono particolarmente orgoglioso perché l'ho proposto io, è stato accettato, è il progetto più grosso di digitalizzazione del PNRR se stiamo a quelle che sono le cifre, nel senso che questo la cifra messa a bando era di 12 milioni, mentre l'altro progetto di cui siamo solo partner, mentre di questi siamo proprio
protagonisti, anche se la stazione appaltante è la Digital Library, prevedeva 9 milioni, credo, di bando. Il primo progetto, quello della Biblioteca Nazionale, è relativo ai microfilm del Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto, collocato, come è noto, da sempre presso la Biblioteca Nazionale. Comprende 112.000 bobine microfilm, in teoria tutti i manoscritti d'Italia. Qualcuno ha mosso l'obiezione, sì, ma sono microfilm in bianco e nero. Va bene, sicuramente. Quante immagini in bianco e nero trovate sui grandi portali come Gallica, per esempio? E se piuttosto che non trovare nulla, trovate un manoscritto, quantomeno tenete conto che l'80% dei manoscritti è di solo testo, quindi non ha apparati illustrativi. Tra l'altro alcuni di questi microfilm riproducono manoscritti non più reperibili oppure gravemente danneggiati, no? Noi portiamo sempre l'esempio del manoscritto della Germania di Tacito, il famoso codice ricercato da Goebbels, donato da Mussolini ad Hitler durante la visita a Berlino. Poi dopo in Italia gli hanno fatto notare che prima il manoscritto era privato, che non era proprio il caso di donare quel manoscritto ad Hitler, quindi si mangiò la parola. Dopo l'8 settembre gli SS andarono in casa dai proprietari per cercare questo manoscritto. Vabbè. Poi purtroppo questo manoscritto evidentemente è nato sfortunato perché poi fu depositato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e alluvionato nel 66. È stato restaurato, però ecco, il microfilm rispecchia lo stato precedente all'alluvione, quindi e questo è un caso di tanti, no? Quindi io direi che con questo progetto l'Italia va a colmare un ritardo storico, perché questa è una cosa che avremmo dovuto fare molti anni fa. Quindi saranno creati comunque un numero enorme di immagini, di oggetti digitali, non sappiamo neanche noi esattamente quanti manoscritti è quello che sarà l'output di questo progetto, però sappiamo che sarà molto rilevante. Il progetto sta funzionando benissimo perché tutti i microfilm sono tutti presso la nostra sede, vengono prelevati a migliaia dai diversi esecutori si sono aggiudicati l'appalto e sta procedendo tutto bene, quindi noi contiamo di completarlo nei termini del PNRR, quindi entro l'anno prossimo. Poi, dicevo, siamo partner del progetto Carta, dove Firenze invece è molto più centrale e che prevede invece la digitalizzazione di testate periodiche, ovviamente limitandosi al periodo non coperto da copyright per quotidiani e riviste che sono ancora attive. Sui periodici abbiamo anche un progetto, pure questo si è concluso con la Biblioteca del Senato, una partnership che ha visto noi digitalizzare i loro microfilm di quotidiani coperti da diritto, quindi sono annate anche recenti. Loro necessitavano per le attività istituzionali di poter accedere a quei materiali. Noi abbiamo collaborato con loro e noi ovviamente ne consentiamo la consultazione in sede, però moltissimi quotidiani sono consultabili in Biblioteca Nazionale o presso la Biblioteca del Senato grazie a questo progetto. Ah, per il futuro. Il futuro, il futuro ne parliamo dopo, quando parliamo di intelligenza Va artificiale, bene, eccetera, eccetera. volentierissimo. Paolo da Col? Sì, bene, pur dichiarando la mia soggezione rispetto ai vicini, ehm, sì, posso comunque illustrare le iniziative di digitalizzazione della nostra biblioteca, che naturalmente non è paragonabile per dimensioni, ma è comunque pur sempre un ragguardevole e importante biblioteca specializzata, come sapete, musicale, come la biblioteca del Conservatorio che è stata intitolata a Mario Messinis. Noi abbiamo avviato subito dopo, diciamo, le vicende ben note
dell'allargamento dei depositi del 2019 e anche sulla spinta di quello che era successo allora si è avviata una collaborazione molto stretta con l'Università di Ca' Foscari e quindi da allora noi, grazie appunto anche alla collaborazione del professor Giulio Poiana che è qui in prima fila, abbiamo avviato un lavoro di digitalizzazione che viene coordinato da un'assegnista di ricerca, la dottoressa Alice Martignon, e eseguito materialmente da studenti che si formano anche quindi presso la nostra biblioteca, imparano naturalmente non solo a riprodurre i documenti, ma anche a fare un lavoro, eseguire un lavoro di post-produzione, cosa che viene fatta appunto regolarmente. E quindi finora sono stati, quindi grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, sono state eseguite molte digitalizzazioni delle stampe antiche del fondo Fausto Torrefranca. Fausto Torrefranca è una raccolta privata che è giunta negli anni 70 grazie appunto all'interesse di Mario Messinis e alla mediazione del professor Giancarlo Rostirolla, romano. E quindi è arrivata questa raccolta nella nostra biblioteca, si tratta di oltre 12.000 pezzi, diciamo, di varia natura, e tra questi c'è appunto un gruppo consistente di stampe antiche che sono già state digitalizzate, poi un altro gruppo di stampe antiche, sempre digitalizzate, ripeto, dagli studenti di Ca' Foscari. E ora anche con la collaborazione c'è anche una convenzione con UAB, e quindi proprio per avere anche interventi di post-produzione qualificati, perché poi naturalmente esistono competenze ben diverse da quelle di Ca' Foscari, appunto, che vengono applicate. E poi appunto le stampe antiche del liceo musicale e del liceo società musicale, le due, diciamo, entità che hanno preceduto l'istituzione statale del conservatorio nel 1940, quando venne appunto statizzato e divenne conservatorio. E ora abbiamo avviato invece la digitalizzazione del fondo Giustinian, una famiglia veneziana, Giustinian il ramo delle zattere, che grazie sempre grazie a Gianfrancesco Malipiero è giunto appunto nella nostra biblioteca. È il fondo musicale, l'archivio ancora sta alle zattere, invece appunto la raccolta di musica è giunta da noi. Ecco, e va tra l'altro rimarcato, sono 52 buste, in tutto, diciamo, tutto il fondo sono oltre 1200 pezzi, diciamo così, unità bibliografiche, e altre 7 buste sono state poi reperite nei depositi perché erano rimaste così inesplorate e abbandonate per parecchio tempo, e quindi noi abbiamo riaperto queste buste e già sono state catalogate e abbiamo avviato appunto la digitalizzazione. Sempre noi cerchiamo appunto di accompagnare il lavoro di digitalizzazione a quello di catalogazione, di descrizione, evidentemente, perché poi tutto questo serve anche per la produzione dei metadati e quindi l'indicizzazione delle immagini in modo che siano ricercabili. Ecco, poi abbiamo molto da fare, abbiamo 220 buste di materiale manoscritto ottocentesco che praticamente non sono mai state esplorate a dovere, e quindi credo avremo anche delle notevoli sorprese come quelle che già abbiamo avuto negli anni scorsi, in questi 5 anni, diciamo. Ecco. Questa è una prima iniziativa importante appunto in concorso con Fatica UAV adesso. Ecco, poi tra i ritrovamenti c'è stato anche quello di 200 autografi del contrabbassista veneziano Domenico Dragonetti, che ha avuto una carriera europea importantissima, è stato diciamo in qualche modo è stato il contrabbassista di Beethoven, di Haydn, insomma, si è accompagnato bene durante la sua carriera e ha concluso, è nato a Venezia, ha lavorato in San Marco e poi dove ancora si conserva il suo magnifico contrabbasso di Gasparo da Salò, e poi è morto a Londra, e lasciando la sua collezione di musica a Vincent Novello, il fondatore della medesima casa editrice, insomma la Ricordi inglese, diciamo,
I cui eredi hanno donato una parte di questa biblioteca, di questi 200 autografi appunto al conservatorio. Sono rimasti però anch'essi, diciamo, così, abbandonati, non più esplorati. Invece abbiamo potuto catalogarli e digitalizzarli e abbiamo anche organizzato una giornata appunto per presentare assieme anche alla British Library, che conserva grande parte delle musiche di Domenico Dragonetti, ma anche questo lotto era molto importante e va a completare una raccolta piuttosto importante. E poi vi è stata un'altra iniziativa, è stata quella di un progetto europeo, invece, un progetto Interreg Italia-Slovenia, dedicato a Tartini. Tartini è nato nell'attuale Slovenia e quindi grazie appunto a questa collaborazione abbiamo potuto, ho proposto di digitalizzare le fonti tartiniane, vale a dire non soltanto le musiche di Giuseppe Tartini, ma anche dei suoi allievi. Tutti sapete, insomma, ha tenuto una scuola molto importante a Padova, una scuola, era chiamato appunto maestro delle nazioni proprio per questa sua capacità didattica e ha avuto moltissimi allievi da tutto il mondo, persino da Java. Abbiamo appunto digitalizzato le musiche di Tartini e dei suoi allievi presenti a Venezia, non soltanto grazie appunto a convenzioni con la Fondazione Levi, in primis, con la Biblioteca Marciana e poi anche insieme abbiamo sottoscritto questa convenzione e poi abbiamo il fondo San Marco, appunto, che è qui depositato in questa biblioteca e naturalmente la nostra biblioteca del conservatorio che conserva la maggior parte di queste fonti. Insomma, queste fonti sono state digitalizzate, adesso abbiamo avviato il processo così di produzione dei metadati e contiamo appunto poi di renderle disponibili al più presto nei portali nazionali, diciamo. Ecco, questo è quello che stiamo facendo. E poi concludo con la partecipazione anche nostra a un PNRR, di cui appunto è sempre il soggetto attuatore è la Digital Library. Appunto questo progetto per aumentare le risorse culturali digitali disponibili nelle piattaforme e moltiplicare così l'informazione culturale. Insomma, questo ci ha permesso di avviare la digitalizzazione dell'intero fondo Correr, che è di proprietà dei musei civici veneziani. Abbiamo qui la bibliotecaria responsabile Monica Viero, che è in deposito da noi dal 1940, sempre grazie a Gianfrancesco Malipiero, e noi speriamo in eternum. Ed è una raccolta molto importante perché, come saprete, se ne abbiamo parlato più volte, è il cosiddetto fondo Esposti, che corrisponde all'archivio musicale dell'Ospedale della Pietà, dove insomma ci sono stati valenti maestri, tra i quali non ultimo, credo, Antonio Vivaldi. E quindi questo fondo è molto importante, conserva l'unico autografo in Venezia di Antonio Vivaldi e poi tutte le parti staccate delle fanciulle, delle figlie di coro che costituivano l'orchestra dell'Ospedale della Pietà, una delle 4 orchestre corrispondenti ai 4 ospedali veneziani. Quindi una raccolta importantissima con prospettive poi di cui magari parleremo, ecco, che ci apre questo lavoro di digitalizzazione che è stato avviato. Ne abbiamo parlato per 3 anni, ma insomma finalmente lo abbiamo avviato ed è stato avviato esattamente la settimana scorsa. Grazie. Elisabetta Sciar. Grazie. Io vorrei tornare all'Archivio Nazionale, all'archivio e in particolare all'Archivio Nazionale della Produzione Editoriale, che è rappresentato da noi, Roma e Firenze. Quindi per tornare all'archivio, che però sta in una biblioteca, dell'archivio noi abbiamo anche il vincolo in realtà, perché il vincolo naturale necessario è espresso dalla legge sul deposito legale e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rispetto a Roma ha un mandato istituzionale che non riguarda solo le digitalizzazioni,
per questo vorrei spostare un pochino l'argomento, anche se di digitalizzazioni ne facciamo ovviamente, ma la conservazione del digitale, la conservazione permanente del digitale nativo e del web archive. Questo che è stato un grande terreno di sperimentazione per anni in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, è un processo che ha diverse anime perché prevede un input, la creazione del magazzino che può essere comune alle varie tipologie documentali e un output per le varie tipologie documentali. E dico varie tipologie documentali che sono 5 fondamentalmente: tesi di dottorato, non in forza della legge sul deposito legale, ma in forza di un'altra legge che però impone lo stesso tipo di versamento, ricerca italiana, monografie, periodici e giornali e web archive, cioè deposito legale del web. Questa attività prevede appunto 5 tipologie di input, un unico magazzino teoricamente e 5 tipologie di output. 5 tipologie di output perché, per esempio, come stiamo vivendo anche per le digitalizzazioni dei giornali quotidiani del progetto PNRR, già citato dal direttore, una cosa è consultare una teca con dei fascicoli digitalizzati, altre consultare delle monografie, altre consultare il web. Adesso abbiamo realizzato un pezzo di magazzini digitali. Quest'anno è uscito il primo pezzo di magazzini digitali ed è tesi di dottorato, che funziona con l'harvesting automatico delle tesi di dottorato, cioè la consegna automatica delle tesi di dottorato tramite Iris, ovvero se le università non hanno Iris, tramite protocollo API-REST, e restituisce in un apposito portale, magazzini digitali, tesi di dottorato, deposito legale, le tesi di dottorato in parte soggette ad embargo, se non si possono ancora consultare, in parte a libera consultazione, in parte solo il record, perché e stiamo recuperando tutto il pregresso. Terminerà il recupero entro i primi 6 mesi dell'anno, ma stiamo anche programmando l'altro pezzo, che sarà la ricerca. Prima c'è in attività una progettazione piccola ma fondamentale, cioè l'NBN, il National Bibliographic Number, per il numero identificativo standard per il deposito legale del digitale, e poi si potrà affrontare il deposito legale della ricerca, che ha il grande vantaggio di vederci come partner sempre gli stessi con cui siamo stati partner nel caso di magazzini digitali dei testi di dottorato, e cioè Cineca, che non è solo un partner tecnico, ma noi siamo associati Cineca, quindi è una nostra società in-house. Questa è una struttura, diciamo, amministrativa, un quadro amministrativo che è stato voluto non da me, ma dai direttori precedenti, e che ci consente di operare come pari dentro al Cineca. Poi potrei dirvi di altri progetti di digitalizzazione, ovviamente, del nostro patrimonio, che si nutre ovviamente sia di singoli eventi, sia di grandi progetti. Penso che la sfida del grande progetto, quello dei quotidiani, è veramente un progetto da 5 milioni di immagini, quindi è veramente un progetto sfidante che prevede la movimentazione di centinaia di fascicoli e avviene tutto in biblioteca, il cantiere avviene completamente in biblioteca. E considerate che i nostri quotidiani sono alluvionati, quindi prevede l'apertura di questi quotidiani, un condizionamento, una stesura e poi la digitalizzazione. E poi il ricondizionamento e la messa sotto vuoto, quindi tutta una serie di operazioni
che rendono più caro rispetto a un normale progetto di digitalizzazione, ma che ha al centro Firenze ancor più di Roma, perché la collezione fiorentina è ancora più completa di quella romana. Probabilmente perché il deposito legale della nazione è iniziato a Firenze, ma mh, probabilmente perché c'era una tradizione ancora precedente di Biblioteca Nazionale dello Stato preunitario, e questo fa sì che quello che noi dobbiamo digitalizzare sia un po' di più rispetto a quello che da Roma in realtà l'impegno delle due biblioteche è pari, quindi ringrazio. Poi ci sono pure Napoli e E poi ci Milano. sono pure Napoli e Milano, quindi quello è un progetto mastodontico effettivamente, che speriamo si concluda con i tempi. Va un po' lento, questo sì. Mm. Basta, ho finito. Grazie. Allora, chiaramente noi ci stiamo confrontando con i mostri, noi siamo molto più piccoli, ma questa mattina che cosa è emerso? È emerso che noi in 2 anni di progetto, eh, per noi la digitalizzazione ha comunque cambiato le cose, l'ha cambiata internamente, l'ha cambiata nel modo di lavorare, l'ha cambiata nell'organizzazione e le sta cambiando soprattutto su quello che era il nostro scopo di aumento del pubblico, quindi su chi sono i nostri fruitori, su quanti sono i nostri fruitori, che interessi hanno i nostri fruitori. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo e che è scaturito dalla digitalizzazione è anche un lavoro di analisi, no, del nostro pubblico e di quelle che sono le loro necessità, per poi lavorare per il nostro pubblico, perché quello che noi facciamo lo facciamo per il nostro pubblico, chiaramente. E quindi come per voi la digitalizzazione ha cambiato le cose, sta cambiando le cose, come sia all'interno della vostra organizzazione e sia per il vostro pubblico, la vostra utenza? Sì. Direi che abbiamo fatto le stesse considerazioni della Levi, nel senso l'impatto è stato globale, sia appunto nei flussi di lavoro, nei progetti e nell'identità, nella nuova identità dell'archivio, nella comunicazione, fino ad arrivare appunto a un potenziale, come dire, raggiungimento di nuove comunità. Alla base di tutto il progetto c'era una domanda che era appunto quali persone vogliamo raggiungere e cosa facciamo per raggiungerle, partendo dall'assunto che la prima comunità da servire, ma non l'unica, è quella dei ricercatori, ma l'ambizione era quella il ragionamento era l'archivio può avere un potenziale attraverso una narrazione dell'archivio, una sintesi dell'archivio, di raggiungere anche un pubblico più generalista, non necessariamente di melomani o musicologi, e quindi abbiamo cercato di costruire anche le navigazioni della collezione digitale, sviluppandole su più livelli, su più chiavi di accesso e di interazione. E questo è direi un dato di fatto, qualcosa su cui andremo a costruire i progetti futuri per intensificare sempre di più queste nuove comunità. Quindi noi monitoriamo, contiamo circa mensilmente 6.000 sessioni per 4.000 utenti, con un tempo di permanenza medio sulla risorsa di 4 minuti, che per l'online è una buona media, perché va dal un clic e vado via al permango un po' di più per consultare questo documento. L'anno scorso, il 2024, è stato anche l'anno dell'anniversario di Giacomo Puccini, e in occasione di questa ricorrenza uno dei progetti che abbiamo prodotto è appunto un progetto digitale. Nasceva però da una considerazione molto banale, realizzata a partire da un progetto espositivo. Abbiamo fatto questa mostra su Puccini e i media del suo tempo,
in particolare la mostra voleva raccontare la discografia, il cinema al tempo di Puccini e l'impatto che hanno avuto sulla carriera del compositore e sull'editore che questa carriera la doveva gestire, e anche in un certo senso sul brand Puccini, sulla proliferazione per esempio di tutti questi memorabilia, oggetti. Stamattina si è parlato delle cartoline Liebig di Verdi e del minestrone, ma in realtà anche Puccini aveva le sue cartoline Liebig di Turandot, erano in mostra. Ma la considerazione di fondo è stata questa, ovvero per popolare questa mostra l'archivio non ha esaurito con i suoi materiali quello che volevamo dire, quindi inevitabilmente, come sempre accade, siamo andati a richiedere materiali altrove, anche a mappare quello che di Puccini c'è fuori dall'archivio, e abbiamo scoperto, tra virgolette, che materiali pucciniani sono a ogni latitudine e longitudine, sia in sedi molto istituzionali come archivi, musei e biblioteche, ma anche presso i collezionisti privati. I collezionisti spesso sono degli archivisti, sono una risorsa importantissima per i curatori che poi devono fare queste mostre, che poi i curatori sono anche loro dei remixatori degli archivi, magari sotto altre vesti, ma non è questo il punto. Insomma, questa constatazione ha dato il via a questo portale Puccini Online, che abbiamo sviluppato con Mindware Made in Heritage, con Giulia Clera, Valeria Luti, che è fondamentalmente un portale di public history in cui l'utenza sia istituzionale sia privata, i collezionisti, può catalogare documenti, inserire documenti. C'è una moderazione e l'ambizione qual è? È quella di mappare un passettino alla volta tutto quello che di Puccini c'è fuori. Abbiamo raccolto delle collaborazioni istituzionali importantissime, come la Biblioteca Centrale di Firenze, il Teatro La Scala e il Museo Scala, ma anche appunto i collezionisti privati con i 78 giri, con l'oggettistica. E quindi questo concetto di una storia partecipata insieme all'attivazione, quindi al crowdsourcing che dicevo prima, sarà una delle linee di sviluppo, di potenziamento non solo del portale Puccini, ma di tutto l'ecosistema digitale dell'archivio. Si potranno creare dei tavoli di lavoro virtuali da remoto su dei nuclei di senso, magari condivisi con altri archivi, con altre biblioteche, e questo per noi è un arricchimento della base dati e del potenziale dell'archivio enorme. Quindi questa sarà una delle linee sicuramente di sviluppo. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, siamo in una fase di, diciamo, ragionamento e progettazione. Non posso a questo stadio anticipare troppo, però ci stiamo concentrando prima ancora che sui materiali, sulle collezioni dell'archivio, su quelli che sono i nuclei di senso e le tipologie di materiali, anche trasversali, e ne abbiamo identificate fondamentalmente tre. Una è quella chiaramente del suono e della musica notata. Poi la seconda è quella del testo, ad esempio le lettere, i libretti, eccetera, eccetera, eccetera. E un terzo è quello delle immagini, tutto il comparto visivo, iconografico, soprattutto relativo non solo alle copertine, e la grafica, ricordi, di cui si è parlato già, e anche di tutta quella parte iconografica relativa non solo alla messa in scena delle opere, ma anche all'identità visiva di ogni progetto opera. Ogni opera aveva una sua ricerca e anche una parte soprattutto anche l'abbiamo visto con Puccini, che era ispirato dal cinema e dalla cultura visiva, si trasformava poi nell'oggetto finale. E quindi per ciascuna di questi tre nuclei cercheremo di sviluppare delle applicazioni di senso compiuto e probabilmente anche un chatbot di interrogazione dell'archivio, una prima interrogazione, fermo restando che non credo, almeno allo stato attuale e a breve e medio termine, questo possa comunque rimpiazzare il ruolo dell'archivista. Però diciamo che un primo contatto, una prima interrogazione può essere sicuramente utile.
però credo che su questo ci dobbiamo interrogare, cioè anche fin dove è utile, lecito e sensato spingersi a livello tecnologico. Poi tra un anno o due i progressi saranno talmente esponenziali che verrò immediatamente smentito e sbugiardato. Diciamo che va testato ed è comunque un modo per approcciarsi a un pubblico meno specialistico, diverso, no? Quindi rapportarsi a diversi pubblici significa anche comunicare con loro in maniera diversa, senza perdere chiaramente il valore, ecco, di quello che noi stiamo facendo e del nostro lavoro, insomma, senza... Però ha un senso nel momento in cui ti devi interfacciare con dei pubblici diversi, perché non è solo la digitalizzazione che ha cambiato, no, il mondo della ricerca, il mondo dello studio, ma l'uso di internet massivo, evidentemente, no, è cambiato il modo di studiare, è cambiato il modo di... è cambiato il nostro cervello anche nel come apprendiamo le cose, nella nostra soglia di attenzione, come adesso i giovani si rapportano agli studi e quindi insomma noi che siamo camerieri della cultura, come il nostro direttore ci ricorda, dobbiamo sempre, no, riuscire a rapportarci in maniera diversa con i pubblici con i quali abbiamo a che fare. Ecco, quindi sì. Se posso cosa, sicuramente, nel senso che è compito nostro tenere conto di queste nuove gestualità Esatto. e abitudini che stanno maturando. Non si può colpevolizzare il mondo fuori o il giovane perché non ha interesse verso i nostri materiali. È compito nostro Suscitare incoraggiarlo, l'interesse in loro, esatto. scoraggiarlo, anche fare delle sintesi che mi rendo conto non è facile, ma è necessario tenere conto anche dei vari toni e linguaggi che girano sui vari canali e cercare Sì. di abitarli nel modo corretto. E chiaramente, come dire, c'è una tale velocità, proliferazione di canali, per cui poi anche in base alle risorse che ciascuna istituzione ha a disposizione, bisogna anche decidere dove mettersi, dove posizionarsi. È impensabile di essere ovunque. Però noi abbiamo per esempio la fortuna di avere molto materiale visivo, viviamo nella cultura dell'immagine, quindi per esempio ben si presta a essere comunicato su Instagram che mette l'immagine come dire, non è un tradire il contenuto, ma è un creare sempre quel primo, cercare di creare quel primo contatto su cui poi chiaramente chi vorrà andrà a scavare di più. Grazie. Hai anche anticipato l'ultima domanda no, nessun problema, però a questo punto la facciamo subito, quindi oltre al pubblico, come i vostri pubblici sono cambiati, come è cambiata la vostra organizzazione, quello che volevamo sapere è appunto cosa pensate dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata alle risorse archivistiche e delle nostre biblioteche, come questo può aiutarci, no? Si è parlato di catalogazione, anche per noi la digitalizzazione va chiaramente di pari passo alla catalogazione. E il problema è che la catalogazione è sempre molto più lunga della digitalizzazione. Il problema sta là, no? Poco tempo, poche risorse e tanto patrimonio. Come l'intelligenza artificiale può aiutarci? Eh, Eh, Quando è iniziato tutto questo? Prima dicevo, i progetti di digitalizzazione, quanto indietro dobbiamo andare? Io penso che sono iniziati con l'automazione. Una volta si parlava di automazione della biblioteca, fine anni 70, inizio anni 80. I bibliotecari sono stati bravi perché hanno abbracciato il processo di innovazione e trasformazione. Non dimentico mai di ricordare in tutti i consessi come i bibliotecari, lungi dall'essere custodi di ceneri vetuste e gloriose, onuste di gloria, sono molto attivi, dinamici e sono le persone che prime fra tutte hanno abbracciato l'innovazione digitale. E così deve continuare a essere, perché governare i processi è l'unica maniera per non subirli. Però certamente i bibliotecari operano indefessamente e continuamente e con grande energia e sagacia
per rendere superfluo il loro lavoro, diciamo pure questo, no? Per esempio, adesso si diceva appunto la Fondazione Levi, ma anche l'Archivio Ricordi, hanno tratto incremento di pubblico, addirittura dai processi di digitalizzazione avviati. Io direi il contrario, invece, le grandi biblioteche hanno visto diminuire il proprio pubblico proporzionalmente alle attività che hanno svolto per rendere disponibile il proprio patrimonio da remoto, no? Il numero dei bibliotecari è calato spaventosamente per una serie di ragioni, sicuramente, ma anche perché ne servono di meno. Il tradizionale servizio, che era quello di tu mi chiedi un libro, io vado nei depositi e te lo prendo e te lo porto, è quello che è stato colpito maggiormente e lo sarà probabilmente sempre più, pure nel futuro. È aumentato il lavoro di back office, sicuramente, perché tutto il lavoro preparatorio per rendere superfluo l'altro lavoro è un lavoro oneroso che ci ha impegnato e ci impegna ancora. Abbiamo appena parlato dei progetti di digitalizzazione. Quale sarà il futuro? Io direi che i bibliotecari devono ragionare nell'ottica di vedere la catalogazione, che è stato quello che potremmo definire il core business della professione, sarà superato. Le macchine, presto, l'intelligenza artificiale farà delle bellissime schede, non solo dei libri moderni, anche dei libri antichi, e quindi sarà bene che i bibliotecari imparino a fare altro, no? Nel titolo di questo incontro c'è Nuove competenze digitali per il patrimonio culturale. Quali sono queste nuove competenze digitali utili a mantenerci il posto? Sono, ad esempio, sviluppare, sarebbe bellissima una laurea, visto che qui abbiamo autorevoli rappresentanti dello UAV, per l'intelligenza artificiale applicata alla scienza dell'informazione, che come sapete comprende anche la library science. Questa è sicuramente una competenza che serve, cioè noi che dobbiamo diventare? Dobbiamo diventare bravi addestratori di intelligenze artificiali, quelli che sanno distinguere le allucinazioni e fare in modo che appunto l'intelligenza artificiale non prenda abbagli. Questa è una cosa utile che dobbiamo imparare a fare. Dimenticare le RICA l'abbiamo già dimenticate, ma pure RECAT, FRBR, ISBD, eccetera, eccetera. Tutto questo secondo me lo faranno le macchine e saranno in grado anche di catalogare l'antico, che peraltro è già largamente, quasi completamente catalogato. Noi potremmo fare altre cose, per esempio, prima accennavamo alle note di possesso, eccetera. Le macchine sanno già fare pure questo, veramente, eh? Sanno leggere pure la scrittura a mano, così come hanno imparato a leggere la musica. Però c'è da ricostruire le biblioteche, c'è da ricostruire gli archivi di persona e questo è tutto un lavoro che ancora, per fortuna, richiede la mente umana. Ma non solo catalogare. Uno dei progetti che voglio sviluppare con la Biblioteca Nazionale, e c'è stato recentemente un bando della Digital Library, non so se qualche istituzione veneziana ha partecipato a questo bando, era aperto non solo agli istituti del MIC, per progetti innovativi, erano distinti 4 ambiti: gamification, accessibilità, non ricordo gli altri due, vabbè, comunque c'erano 4 settori in cui bisognava presentare delle proposte per lo sviluppo semplicemente del. E poi ci saranno altri fondi, su questo erano stanziati 4 milioni, e dunque mi pare 6 progetti per ogni ambito, quindi 36 progetti dovrebbero essere, no, 24 o era 9 ciascuno, non ricordo, comunque un numero limitato di progetti sarà finanziato, sviluppata l'idea progettuale e poi la realizzazione del progetto farà affidamento su altre risorse. E noi abbiamo presentato 2 progetti, uno legato al progetto PNR, pure qui sono stato molto criticato invece dai miei bibliotecari, alcuni erano ferocemente contrari. Io ho proposto di lavorare sulla
colorizzazione artificiale dei microfilm che andiamo a digitalizzare nel primo progetto, perché credo che comunque si possono elaborare algoritmi intelligenti, abbiamo tante digitalizzazioni a colori che ci consentono di creare dei pattern, di perfezionare l'algoritmo in modo da avere un risultato decente. Poi, tanto l'informazione che dai all'utente è che quella è una cosa artificiale, quindi intanto è una cosa in più che ti diamo, che puoi utilizzare o meno. Poi chiaramente se sei uno studioso di miniatura ti andrai a vedere l'originale, no? Però è un sussidio, può essere un sussidio alla lettura, può consentire di vedere cose diverse. Vabbè, questa diciamo è una cosa piccola, un giochino, ecco, non è di troppo difficile realizzazione. E poi vogliamo fare pure noi il nostro chatbot. Io ho dato anche un nome, si chiama Berenice, perché è il nome che comprende tutte le lettere BNCR, che è è la sigla che ci identifica. E poi pure lì, per presentare il progetto, sono andato su un programma, credo Grok, che realizza immagini, e ho detto fammi una bibliotecaria giovane, con una bellissima chioma di ricciola di capelli rossi, con le stelle nei capelli, con sullo sfondo una biblioteca vestita anticamente, diciamo d'antica romana, mi ha fatto un'immagine stupenda con dietro una biblioteca antica con i rotoli nelle biblioteche, appunto negli armadi che contenevano i libri. Però cosa voglio da Berenice? Che poi la sviluppiamo noi, ma potrebbe essere... Voglio innanzitutto che sicuramente che interroghi il nostro Discovery Tool, dimenticavo prima che noi ci siamo affidati ad EBSCO per un Discovery Tool che consente la ricerca sia nel catalogo, sia nella teca digitale, sia nelle banche dati. E poi vorremmo implementare anche Manus, quindi poter dare all'utente la possibilità di fare una ricerca integrata, immediata su tutto il patrimonio posseduto e non posseduto, ma comunque accessibile presso la biblioteca. Ma deve fare di più, deve prendere il posto dei bibliotecari, cioè innanzitutto deve configurarsi in un avatar disponibile su degli schermi all'ingresso della biblioteca, consultabile anche da remoto ovviamente, però in biblioteca avrà una funzione più forte e deve indirizzare i lettori, deve rispondere a tutte le domande ovviamente più consuete, come faccio a prendere un libro, questo libro c'è, oppure fare una domanda anche in linguaggio naturale, ovviamente devo fare uno studio su Giordano Bruno. Il chat Berenice risponde, cioè, abbiamo 23.000 risorse che rispondono alla tua ricerca, ma ti interessa la vita, le opere, un'opera in particolare? Cioè, la vita. Allora, le prime 5 risposte sono queste, però ovviamente puoi accedere al catalogo. Deve fare di più perché secondo me deve poter, identificandosi con la propria tessera di iscrizione, salutarti e dirti quando, per esempio, sei stato lì l'ultima volta, quali libri avevi consultato, perché può capitare. Io 2 anni fa ho visto un libro che parlava di circa 2 anni fa. 2 anni fa sei stato qui tutte queste volte, qui ci sono enormi problemi di GDPR, come tutti sapete, però sarebbe anche bello che potessi farlo sulla Biblioteca Centrale di Roma, ma anche su quella di Firenze, perché lo studioso che è stato nelle 2 biblioteche magari ha visto il libro in una delle tante biblioteche che ha visto, ma non si ricorda dov'era, no? Quindi che fa qualcosa di più. Di sicuro che fornisce il primo reference per gli utenti, che gli spiega tutte le cose e ovviamente va a sostituire il personale che attualmente fa quelle cose lì e lo fa in più lingue. Quindi chiaramente appunto noi lavoriamo per toglierci il lavoro, però io sono sicuro che i bibliotecari sono molto bravi, oltre che a togliersi il lavoro, a inventarne di nuovi. Per cui bisogna lavorare su questo, con l'orizzonte che secondo me, io credo che la catalogazione, la Biblioteca Nazionale Royale de Belgique già lo fa il recupero del progresso meccanicamente. Io ho assistito a novembre scorso, c'era un meeting
organizzato dalla Biblioteca Vaticana con 23 istituzioni internazionali, e loro hanno presentato questo programma che utilizzano regolarmente per catalogare non solo il corrente, ma anche per fare il recupero del progresso. E i risultati sono ottimi. Chiaro, occorre ancora il controllo, però è temporanea la cosa. Nel giro di pochi anni, secondo me, l'intelligenza artificiale riuscirà a fare la catalogazione. Ma magari. Lo dico io che catalogo da 20 anni, ma magari avremo tempo per fare tante altre cose. Però ecco, capisco che può essere anche presa come provocazione. Sentiamo cosa pensate voi. Sì, È diciamo un tema che caldo questo. anch'io, sì, innanzitutto tornando al discorso dell'aumento del pubblico, ecco che devo dire anch'io sono rimasto sorpreso, nel senso che eh, ho visto in altre realtà, soprattutto quelle che conosco meglio, cioè realtà specializzate, musicali, ecco che il fatto di rendere disponibili le fonti, insomma, digitalmente, spesso fa sì che la biblioteca si svuoti. Quindi è sicuramente merito vostro aver anche deciso di aprire o di approfondire, dare delle aperture del rapporto tra la musica e l'immagine, così come avete fatto e così come avete bene esposto questo oggi. Quindi è stato tutto molto, molto interessante e affascinante, e appunto avete saputo, ecco, raccontare storie, come dicevate, ecco, che sono particolari. Quindi su questo. Questo sicuramente si deve a quel che avete fatto. Tornando, scusate se ancora torno a quel che si è detto stamani, anche noi abbiamo una buona collezione di fogli di musica, si possono chiamare dal punto di vista della consistenza. Ecco. Ecco, non userei il termine, scusate se faccio il pedante bibliotecario, il termine spartito, perché spartito è un termine specifico che significa appunto riduzione, no? Sì. Sono per la maggior parte riduzioni le nostre in realtà. Appunto, sì, sì, ma riduzione dell'orchestra, e non di parti vocali o strumentali, eccetera. È meglio, credo, usare come termine generico il termine partiture. Questo, mi sento di fare questo appunto, che tra l'altro poi dovrei farlo anche al codice dei beni culturali, perché l'unico accenno alla musica è agli spartiti musicali, dove tra l'altro musicali è una specificazione, diciamo, inessenziale, no? Perché insomma, spartiti. Ecco, quindi sì, va bene. Sì, esattamente. No, vabbè, detto questo, ehm, sono raccolte, ad esempio, abbiamo musiche legate a festival della canzone triestina, della canzone bolognese, quindi anche quelli sono mondi e storie diverse, molto interessanti. Oppure i libretti editoriali molto decorativi, sicuramente voi ne possedete parecchi, diciamo, il libretto editoriale, cioè quello che non riporta il nome dei cantanti, diciamo quello generico, ecco, spesso è un po' trascurato, invece dal punto di vista grafico è sempre, spesso molto, molto interessante, soprattutto a cavallo tra fine 800 e il primo Novecento. Ecco, e poi appunto, oppure musiche per pianoforte conduttore, per piccole orchestre, che è un'altra forma di diffusione della musica e della riduzione della musica operistica in un ambito, diciamo, conviviale, oppure insomma ridotto da cameristico, per così dire. Ecco. Ecco, detto questo, riguardo alle prospettive, sì, io dimenticavo prima di dire che abbiamo anche digitalizzato i 4.000 libretti del Fondo Torre Franca, e seppure con diciamo, qualità diciamo, di riproduzione non così elevate come quelle dei portali diciamo, nazionali, comunque disponibili sul sito Corago, e quella è un output diciamo, che poi abbiamo reso disponibile a tutti, un po' a tutto il mondo, visto che Corago è diventato davvero, Corago è un portale appunto dell'Università di Bologna, che riporta le riproduzioni di un numero elevatissimo di libretti storici, ed è naturalmente un punto di riferimento per gli studi insomma, sull'opera. Ecco, quindi i nostri 4.000 libretti stanno lì, e questo credo sia un output, per così dire, importante. Ecco, poi un'altra prospettiva, scusate se rimango nelle prospettive
più limitate, ecco, della nostra biblioteca, ma del Fondo Correra, ad esempio, dicevo che sono spesso quasi totalmente parti staccate di queste, delle fanciulle, appunto, delle figlie di coro, delle putte dell'ospedale della Pietà. E allora i bibliotecari catalogano e descrivono pensando all'oggetto bibliografico, non pensando alla musica, ecco, che è meno rilevante sapere, cioè collegare tra loro le notizie di parti staccate, quindi interessa, diciamo, al bibliotecario catalogare l'oggetto bibliografico. Invece con la riproduzione digitale noi potremmo mettere assieme le parti staccate delle medesime composizioni e riunirle assieme. Questo sarà un grande progresso, perché renderemo disponibili agli studiosi, insomma, e agli esecutori, ai musicisti, a chiunque voglia poi accedervi queste musiche. Mi è molto piaciuto oggi che si sia parlato anche di un altro esito possibile della digitalizzazione, che è quello sonoro, perché dobbiamo sempre ricordare che la musica non è musica fino a quando non è tradotta in suono. Ecco, questo è un concetto che dovremmo avere ben chiaro, e quindi il fatto che voi l'abbiate fatto in alcuni casi, e spero sia possibile farlo sempre di più, e in questo senso credo che le risorse dell'intelligenza artificiale possano essere molteplici. Insomma, anche qui è una storia antica, ecco, perché voglio dire, è iniziata negli anni 60, quindi diciamo è una storia vecchia come me, quindi diciamo che si è citato oggi appunto l'OMR, appunto il riconoscimento ottico della musica, che è naturalmente una risorsa importante che può dare prospettive molto buone per leggere non soltanto i libri a stampa ma anche i manoscritti, e quindi credo che si faranno progressi grandi in questa direzione, e sarà utilissimo, perché molte sono poi le possibilità anche per indicizzare la musica, per gli incipit musicali, per rendere possibili le ricerche, per attribuire le musiche. Allora, noi abbiamo torno sempre al Fondo Correr, dove abbiamo un enorme numero di anonimi, ecco, ho ritenuti tali, e di musiche ad despota, insomma, che non hanno autore, e grazie a uno strumento che è un po' rudimentale ancora, che è quello del RISM online, del repertorio internazionale delle fonti musicali, noi possiamo fare una ricerca tematica, e siamo riusciti in questo modo ad attribuire moltissime musiche, insomma, che prima erano anonime. Quindi immagino che in questa direzione si possano ottenere grandi progressi. Poi può essere utile per creare edizioni musicali, quindi per i cataloghi delle biblioteche, abbiamo detto, per l'analisi, per analizzare la musica, analizzare dei procedimenti, dei pattern, dei temi, insomma, sono tante le possibili applicazioni che io immagino saranno sempre così, verranno incrementate senz'altro. Ecco, e quindi insomma, queste vedo come prospettive molto interessanti per i musicisti, insomma, questa possibilità anche di trasferire in suono il segno. Grazie. Elisabetta? Vorrei citare un altro tipo di pubblico, e cioè le macchine, che sono il prossimo pubblico. Se il dato è pubblicato è un dato di qualità, non inteso in senso di qualità contenutistica, che si spera debba essere non garantita ma assoluta, e quello attiene all'attività ancora adesso del catalogatore, ancora adesso per poco del catalogatore. Se il dato è pubblicato secondo determinati standard, un altro tipo di pubblico può essere la macchina, e cioè sì, l'intelligenza artificiale. In Biblioteca Nazionale Centrale Firenze c'è un'attività che è tipica della Biblioteca Nazionale, che è la stesura del Thesaurus del nuovo soggettario, cioè questo dizionario, peraltro attualmente multilingue, che serve per la catalogazione semantica. Questo soggettario, questo tesauro di termini controllati e altri equivalenti, è pubblicato in formato di dati aperto. Per questo è leggibile dalle macchine, tanto che mentre il multilinguismo è fatto sulla base solo parzialmente
tramite automatismi attraverso altri dizionari analoghi, la riconduzione del dato agli altri dizionari, cioè alla LOC, eccetera, avviene tramite la pubblicazione del dato in formato aperto. Ora, dal 2022, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha avviato un progetto sperimentale per l'addestramento in lingua italiana del tool per l'indicizzazione semantica automatica ANNIF, che è un'intelligenza artificiale. Cioè, il Thesaurus viene in pratica a essere uno strumento per addestrare automaticamente un'intelligenza artificiale. Che risultati ha dato questa prima sperimentazione? Ha dato dei buoni risultati, ma con un grandissimo problema strutturale italiano, e cioè i dati. Noi non possiamo facilmente accedere ai dati digitali perché la legge 106 del 2004 sul deposito legale non ha il regolamento applicativo per quanto riguarda il deposito legale digitale. Per cui il deposito digitale legale digitale attuale è fatto solo in forma volontaria. Per questo motivo non abbiamo una banca dati di testi con cui formare, addestrare un'intelligenza artificiale. E questo è un problema perché ci pone in ritardo rispetto agli altri paesi. Io ora non mi voglio dilungare su questa cosa, però questo vuol dire che noi abbiamo gli strumenti in Italia esattamente come gli altri paesi, non solo per usare l'intelligenza artificiale, ma farci attori delle intelligenze artificiali. Non dobbiamo rimanere indietro. E allora che cosa si può fare per il futuro? Banalmente, scrivere il regolamento per il deposito legale digitale. E lo stiamo facendo col direttore della nazionale. Wow. Grazie. Prego. Adesso vorrei aprire il dibattito. Tante sono le cose che abbiamo detto, quindi chiedo a voi se avete piacere di intervenire. Cominciamo dal nostro direttore. Prego. Volevo sottolineare l'intervento di Stefano Campagnolo e, e sottolineare anche il fatto che i due direttori delle nazionali centrali finalmente lavorino insieme, no? Che è una novità di non poco conto e che probabilmente è il frutto della loro storia marciana anche. Anche io ho avuto una storia marciana all'alba della mia formazione con un maestro meraviglioso che era Giorgio Emanuele Ferrari. E mi ricordo che mi colpì molto un'istruzione che ho subito ricevuto, che cioè io ero volontario aiuto bibliotecario, potevo minutare e dovevo minutare delle lettere. Lo facevo in modo manoscritto e avevo una sigla che aveva una componente maiuscola e una componente minuscola. La componente maiuscola era un fatto identitario della titolarità di una competenza, quindi l'avevano i bibliotecari e gli aiuto bibliotecari. Questa sigla veniva nel protocollo della lettera collegata con una slash a una sigla minuscola, che era quella del dattilografo che batteva a macchina la lettera. Questo era il nostro modo di lavorare a quell'epoca. L'introduzione dell'informatica ha spazzato via questo sistema, che aveva certamente un senso, che era quello di identificare le responsabilità nella formazione del documento. Ma non c'era
più la necessità poi di avere il datilografo, perché non si faceva più manoscritta, ma si faceva direttamente sulla tastiera e questo è cambiato non solo in biblioteca, è cambiato dovunque, pensiamo ai giornali per esempio. Ecco, ora la novazione, l'introduzione di fatti di natura tecnica sempre di più consente al bibliotecario di ritornare al 6-700, di ritornare cioè a quel tipo di formazione. Io ho sempre detto che il bibliotecario doveva essere colto, che questo era indispensabile, per esempio, per garantire una buona catalogazione semantica, che comunque occorreva che la preparazione fosse una preparazione tecnica, ma anche storica, anche filologica, per riuscire a garantire una certa qualità del servizio. Erano in fondo solo degli appunti, delle idee rispetto a una prospettiva che è quella che sempre di più si apre. E mi pare interessantissima l'idea che si lavori con le macchine per le macchine, cioè che si abolisca il lavoro umano, no? Mi pare che questa l'abbiamo sempre tentata in qualche maniera e discussa in modi infiniti, ma l'affrancamento dell'uomo dal lavoro fisico è un obiettivo assolutamente fondamentale. Bene, questo affrancamento che cos'è che comporta? Comporta la possibilità di aprire all'attività culturale il lavoro del bibliotecario, che perde i fatti di meccanicità e rimane comunque titolare di tutta quanta una serie di attività. Pensate all'acquisizione, per esempio, pensate all'attività espositiva, alle attività divulgative e così via. Cioè c'è una grande necessità. Pensate nella biblioteca di pubblica lettura al materiale di carattere locale, no? Alla sua importanza e a come questo caratterizzi i fondi specifici di biblioteche altrimenti apparentemente irrilevanti. Cioè, credo che gli spazi per lavorare e per lavorare da uomini colti siano immensi in realtà. Quindi è molto importante che si lavori per liberare risorse, per liberare la possibilità di lavorare in un'altra maniera. Volevo, ricollegandomi a questo, rispondere alla tua domanda, provocazione, ma che in realtà provocazione non è, da due prospettive. Una è quella dell'opportunità, perché l'opportunità di poter fare delle catalogazioni massive in modo automatizzato permetterà, incoraggerà tanti archivi che per X ragioni non si cimentano in progetti di valorizzazione a farlo. E sappiamo benissimo che la storia si scrive con i materiali che sono a disposizione, con gli archivi che sono reperibili, le biblioteche. Quindi questo in prospettiva offrirà una base dati molto più grande. E poi mi ricollego a quanto detto da Giorgio Busetto e credo che questo dato qualitativo del lavoro si applichi anche ai progetti di ricerca, perché spesso i progetti di ricerca cubano 90% di lavoro appunto meccanico, di catalogazione e o digitalizzazione, spesso con delle figure molto qualificate, e poi spesso, ahimè, in modo marginale, un 10% di restituzione, parte scientifica, testo. Se riusciamo ad affrancare i ricercatori da quella parte lì, hanno in modo opportunità di mettere la testa
sul contenuto, nel contenuto, secondo, come dire, funzioni più curatoriali, più di analisi, e questo secondo me è, appunto, è qualitativamente un passo avanti rispetto allo stato attuale. Quindi metterei dentro anche l'opportunità economica. Allora, prima del Covid andai mi invitarono a un convegno dell'Associazione Nazionale delle Biblioteche di Architettura, credo si chiami, ma una figa, non la ricordo, era da parte della Commissione Biblioteca di Ateneo, mi invitarono. E una delle, sollevai diciamo una richiesta, che era quella di far sì che all'interno della catalogazione, no, parlavano di vari argomenti, tra cui anche questo, fossero anche individuati gli aspetti grafici, ok? Di quello di cui abbiamo parlato stamattina, ok? Perché le biblioteche sono per chi studia come me la storia della grafica non sono solamente una raccolta di contenuti, ma anche un archivio per la grafica, no? Nella doppia, quello che abbiamo detto anche stamattina. Allora, adesso, no, da quello che dite, da quello che abbiamo detto anche noi stamattina, ecco, la possibilità di acquisire questi dati automaticamente dovrebbe consentire anche di implementare questi dati no, non solo con quello che attualmente è parte no, dei contenuti che abbiamo, ma anche con altri contenuti, prendendoli dai colophon, banalmente anche solo dai colophon dei libri, che adesso invece non fanno parte, se non in qualche caso, eccetera, dove spesso vengono indicati, no, l'autore della copertina piuttosto che l'autore della grafica, dell'impaginazione, eccetera. Allora mi chiedevo se no, avete no, immaginato, no, prefigurato, no, parecchi progetti rispetto a questo, se questo aspetto che ha a che fare con il patrimonio, la parte invisibile, in qualche modo finora abbastanza invisibile, no, della cosa, possa avere no, un incremento in questo senso e quindi essere letta anche da un altro punto di vista. Io posso rispondere? Secondo me il punto è adesso è tra la dicotomia tra precoordinato e post-coordinato. Nel momento in cui noi abbiamo delle digitalizzazioni o del materiale digitale nativo e è nel momento in cui ipotetico questa intelligenza artificiale potesse essere integrata con il Discovery Tool in uso, noi non abbiamo bisogno di precoordinare il dato, ma esso è ricercato e quindi è la ricerca che determina la risposta del Discovery Tool. Per cui ciò che noi è vero che ciò che non immettiamo materialmente a mano adesso non si può trovare adesso in un ambiente digitale integrato con integrato, non in cui manualmente io chiedo all'intelligenza artificiale di fare delle cose volta a volta, ma in cui il Discovery Tool è integrato con l'intelligenza artificiale, non abbiamo bisogno di una precoordinazione della ricerca. Non so se mi sono spiegata. Aggiungo una cosa. Aggiungo una cosa che appunto certi dati in relazione al libro moderno non ci sono non per cattiva volontà, ma perché non c'era oggettivamente la possibilità di implementarli. Però l'esigenza è ben nota ai bibliotecari, perché per esempio per il libro antico gli incisori sono sempre indicati, cioè quindi quel tipo di informazione, il rilievo di quell'informazione è evidente. Le regole cambiano dal 1830 in avanti e quindi certi dati non dovevano più obbligatoriamente essere presenti, sono stati trascurati. Sarà possibile, però certamente, come diceva Elisabetta, recuperarli. Poi, tra l'altro, c'è tutta la gerarchia della posizione all'interno dei dati bibliografici, per cui chiaramente in alcuni casi, quando sono segnalati in un certo modo, vengono recepiti nella catalogazione, in altri no, però sicuramente tutto
quello che non è stato fatto potrà essere fatto e aggiunto, sì. Se posso dire anche io una cosa, c'è stata una resistenza, si è parlato appunto degli antichi bibliotecari, dei vecchi bibliotecari, più che antichi, dei vecchi bibliotecari che in qualche modo hanno contrastato, io ne ho conosciuto uno molto attivo in campo musicale, musicologico, un lume per tutti noi, e faccio anche il suo nome che è Oscar Mischiati, che ha fatto cattivissime recensioni ai grandi cataloghi, al RISM, eh, proprio perché in questa descrizione così massiva, come si dice, insomma così generalizzata, ecco, si perdevano un sacco di informazioni, mentre la sua idea di bibliografia era quella di una descrizione minuta che contenesse tutti gli aspetti, compresi quelli grafici, soprattutto applicati naturalmente al libro antico in questo caso. Ecco, e quindi tutto questo in qualche modo si è perduto, si è guadagnato la reperibilità, si è guadagnata la ricerca, ne ha guadagnato la ricerca, insomma i vantaggi sono innegabili, non possiamo, lo sappiamo bene, e quindi tutti noi facciamo uso, lui stesso faceva uso di questi strumenti in realtà, e però adesso forse è il momento anche di recuperare queste informazioni che magari abbiamo perduto proprio per la volontà di censire grandi patrimoni. Certo. Buonasera, sono il professor Poiana, Università di Venezia. Sono stato citato dal carissimo direttore Paolo. Io vorrei fare una riflessione su una questione che potrebbe sembrare tecnica, ma dal mio punto di vista, per la mia esperienza, anche sulla base della ricerca, e la chiamo apposta ricerca svolta presso il conservatorio, meriterebbe una riflessione. Qui sono stati citati dei documenti che hanno una certa età e che sono stati danneggiati. Quindi la digitalizzazione può solo congelare una situazione. Se poi vogliamo, come si dice in gergo, dare in pasto l'immagine a un'intelligenza artificiale, corriamo il rischio che generi delle informazioni errate. Sto pensando ad esempio alle note dei documenti danneggiati che abbiamo cercato. Un dettaglio che non ha citato il direttore da Call è che all'interno del progetto io ho spinto per sviluppare anche un protocollo di restauro digitale che possa seguire i famosi dettami della carta del restauro dell'87, perché a mio avviso tali indicazioni, almeno per quanto riguarda le partiture, non erano disponibili. E parlando anche con altri colleghi che mi hanno chiesto delle consulenze per indagini di fotografia multispettrale per poter identificare eventuali note postume, eventuali note modificate o quant'altro, sinceramente io una riflessione, almeno per quanto riguarda i documenti danneggiati in qualche modo, e mi viene in mente anche il problema dei microfilm, perché i microfilm sono su pellicola. Già la risoluzione spaziale dei microfilm dell'epoca non era eccezionale, per cui sicuramente anche se mantenuti in ottime condizioni, magari qualche dettaglio si può essere perso. Non si conoscono in dettaglio tutti perché sarebbero troppi, però sulla base della mia esperienza da fotografo qualche dubbio mi viene. Quindi io suggerirei, se possibile, di suddividere la problematica della digitalizzazione e conversione con intelligenza artificiale per quanto riguarda i documenti effettivamente integri e una valutazione per quanto riguarda invece tutti quei documenti che potrebbero creare problemi anche ad un esperto umano. Quindi possiamo immaginare quello che potrebbe interpretare erroneamente un'intelligenza artificiale. Vorrei una vostra opinione a riguardo. I ercolanesi ci stanno provando, quindi è molto difficile, è un'attività molto difficile. No, sono cose molto difficili, ovviamente. Certo. Qualche altro intervento? Allora vogliamo fare una pausetta.
Posso aggiungere Prego, una cosa? assolutamente, volentieri. Giorgio ha illustrato mirabilmente l'aspetto positivo del processo che stiamo vivendo, no? Noi viviamo in un ambiente digitale ormai da tanti anni. A me ricorda un pochino la famosa parafrasi della rana bollita, cioè dove i bibliotecari sono la rana e il brodo è questo ambiente digitale che progressivamente ci sta arrostendo, no? Appunto perché appunto quello è la versione in positivo che dobbiamo affermare con forza e far comprendere a chi detiene poi le leve del potere e le risorse per far capire quanto è importante il lavoro che facciamo. E c'è un aspetto in questo senso che poi è pure un monito, io vorrei approfondirlo poi in un'altra occasione in modo più articolato. Però qualche accenno l'ha fatto anche Elisabetta, però anche lì in senso positivo, no? L'Italia può avere la sua intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale come cresce, come si sviluppa? Mangiando, che cosa mangia? Parole. Noi abbiamo già messo online una quantità enorme di parole, però tutti coloro che hanno esperienza di biblioteche, di patrimoni, di biblioteche, sanno benissimo che ormai è già molti anni che gli artefici stessi dei primi progetti di digitalizzazione, per fare un nome, Robert Darnton, hanno compiutamente illustrato l'illusorietà della idea originaria di digitalizzare tutto, no? Non sarà possibile farlo. Tanta parte del patrimonio, secondo me, più di quello che c'è online, è ancora residente nelle vetuste antiche biblioteche in tonnellate e tonnellate di carta pergamena in qualche caso, eccetera. Attenzione, tutto questo materiale che finora ha avuto un valore esclusivamente culturale, non ha più un valore solo culturale, ma un valore strategico, aggiungo, militare. Perché l'intelligenza artificiale è bravissima a ricercare il nome sullo spartito, eccetera, ma è altrettanto brava a indirizzare il missile esattamente sulla casa interessata. E più intelligente un'intelligenza, e meglio il missile riesce a colpire il bersaglio. E noi sappiamo che tecnologicamente le applicazioni prime e più importanti sono sempre quelle militari. E l'indirizzo che sta prendendo il mondo, che credo a nessuno di noi piaccia, ci impone una riflessione in questo senso. Perché noi siamo, la biblioteca, i bibliotecari sembrano vivere in un mondo ideale, no? Open access, tutto deve essere disponibile per tutti, mettiamo il più possibile online. Noi mettiamo online, ma chi guarda, chi ci guarda? Ci guardano uomini, ricercatori, studiosi, sicuramente loro dovranno continuare ad avere tutto quello che noi vogliamo mettere a disposizione, ma ci guardano anche le macchine, che diceva Elisabetta. Queste macchine sono in realtà dei grandi vampiri, delle idrovore, che succhiano senza problemi l'articolo di cronaca nera del 1963, così come la cronaca della partita della Roma-Inter, prossima avventura, dove vincerà la Roma. Comunque questo è un dato, lo dico a beneficio dell'amico Busetto. Sono ugualmente importanti, così come legge Agostino piuttosto che Plutarco, e sono tutte cose importanti. E noi, perché qui si è sviluppata la civiltà occidentale, che se ne dica, abbiamo un sacco di queste cose. Quindi queste cose qui siamo sicuri che le vogliamo mettere a disposizione di questi bot che operano fuori non solo dalla nostra nazione, ma dal nostro continente, e sfruttano queste informazioni per sparare dei missili sempre più precisi. Quindi io credo che questa riflessione la dobbiamo fare, cioè una riflessione sui limiti dell'open access e gli strumenti da adottare per far sì che già abbiamo appreso a nostre spese che questi dati
avevano non solo un valore culturale, ma anche economico. E c'è chi ci ha guadagnato e ci guadagna e persegue solo logiche commerciali. Ma adesso appunto dobbiamo avere consapevolezza che questi dati hanno pure valore strategico militare e quindi adottare strategie adeguate per far sì che non vengano utilizzati in un certo modo. Allora, io faccio un attimo una piccola premessa e poi parto subito con i nostri ospiti di questa seconda parte, l'ultima parte. So che insomma, siamo in una fase quasi di svenimento dopo questa intensa giornata, quindi è un compito arduo. Ma insieme con Elena, quando abbiamo immaginato cosa fare in questa giornata, abbiamo subito detto: ma sarebbe bello però approfittare anche non solo per ascoltare delle esperienze molto interessanti dal mondo degli archivi, delle biblioteche o della digitalizzazione, ma anche provare a fare un po' una sorta, l'abbiamo chiamato workshop, nell'arco di un'ora e mezza, molto, molto limitato, raccogliere intorno a un tavolo le reazioni di professioniste, professionisti, operatrici, operatori dell'ambito culturale, variamente rappresentanti alcune realtà intorno a noi, un pochino più lontane, un pochino più vicine, ricerca e azione sul territorio, per riflettere poi sulle stesse domande che ci siamo poste noi sin dall'inizio di questo progetto, perché digitalizzare perché e per fare cosa dopo, questa è la domandona del momento, no? Perché è chiaro che quando la digitalizzazione è resa possibile da grandi finanziamenti e noi stessi, io stessa mi sto dilettando con i grandissimi fondi del PNRR, ma adesso fine 2025, inizio 2026 finisce questa pacchia e ritorniamo a preoccuparci di come andare a raccogliere o dare continuità alle ricerche che abbiamo potuto largamente finanziare grazie ai generosi fondi del PNRR. E quindi è il motivo per cui abbiamo scelto un po' di persone, abbiamo provato anche ad allargare un po' di più. Loro ringrazio tantissimo i nostri ospiti oggi perché hanno accettato. E quindi comincio da Silvia Pellizzeri. Non dirò i vostri ruoli, ma semplicemente la vostra istituzione, M9, Museo del Novecento. Poi abbiamo Nicola Fuochi, Librerie Coop e docente del minor in management, quello che abbiamo citato prima, e mi interessava questo suo duplice ruolo, mentre di Silvia mi interessava anche l'aspetto di un museo che è tutto digitale in qualche modo e che ha tanti racconti che sono legati a questa dimensione di risorsa digitale. Emanuela Carbè dell'Università degli Studi di Siena e Ayukt CD, ok? Studiosa, ricercatrice nel campo delle digital humanities. Lei tra l'altro insegna anche da Neanca Foscari, giusto? In questo periodo, motivo per cui ho approfittato biecamente della tua presenza. Angela Nativio, fresca di dottorato di ricerca in management con il massimo della distinzione, con come tutor Fabrizio Panozzo, e esperta di tematiche relative, nonché componente di Haiku, anche questo, e nonché anche ha seguito un pezzo del minor in una sua fase iniziale, studiosa ed esperta di tematiche relative al mondo delle istituzioni culturali, all'accountability delle istituzioni culturali e dei bandi e dei finanziamenti alla cultura. Stefano Coletto, Fondazione Curatore, Fondazione Bevilacqua La Masa. Il mio obiettivo era quello di provare a raccogliere almeno qualcuno che fosse, in questo caso mi interessava la Fondazione Bevilacqua La Masa, perché condividono queste fondazioni un lascito testamentario, una storia molto ricca e un obiettivo che però le rilancia verso il futuro in maniera ambiziosa, quindi anche il tema di rilanciarsi continuamente rispetto ad un obiettivo che non è quello di quando sono nate, ma in qualche modo va rispettato pur cambiando tante cose intorno nel contesto. E infine Maurizio Busacca, Università Ca' Foscari Venezia. Maurizio, diciamo, con lui condividiamo pezzi di ricerca, anche un pezzo, anche Haiku, anche con te, formazione sociologica e di sociologia della cultura, oltre che
varia natura economica e quindi con un'esperienza molto, molto interessante di ricerca e anche di azione, perché ha anche lavorato molto e continua a lavorare molto, oltre che fare ricerca. E quindi con loro proviamo a non usciremo con delle risposte alle nostre domande, però sarebbe bello se uscissimo con delle riflessioni o delle ulteriori domande, magari più precise, più reali, più vere rispetto a quelle che ci siamo poste all'inizio. Allora, io avevo detto nella prima parte digitalizzare perché avevo citato questo lavoro di revisione dell'identità che è nato anche come conseguenza e parte del processo di digitalizzazione per raccontare non storie soltanto all'esterno, ma anche all'interno. E quindi la prima domanda che vi pongo, cominciando da te Silvia, è appunto raccontare storie, strumenti digitali e quindi la digitalizzazione o comunque il digitale come risorsa fondamentale su cui lavorare, quali sono le opportunità, ma anche quali sono i limiti, se ci sono, le criticità, le riflessioni anche critiche che ti vengono in mente, che a tutti voi vengono in mente quando si parla di questo progresso. Spesso, e chiudo, la digitalizzazione, un po' come quando si parla di tecnologie, di innovazione tecnologica, viene data per scontata come qualcosa di positivo. Sicuramente lo è, però ci sono forse anche dei granelli da scovare sotto questo processo. E quindi a te. Vado allora, grazie mille alla Fondazione Levi e a te Monica per l'invito. Noi in M9 la digitalizzazione la guardiamo un po' dall'altra parte della barricata, nel senso che noi non abbiamo delle collezioni, non abbiamo archivi di persone aziendali o di proprietà, non abbiamo fondi bibliotecari, ma tutto il nostro museo si basa su materiali d'archivio di altre istituzioni. Quindi di fatto il nostro rapporto con il digitale, con gli archivi digitalizzati non è stata la parte di digitalizzazione, ma come poter valorizzare questi materiali. M9 ha per missione il racconto di come il Novecento e gli italiani sono cambiati nel corso del secolo, l'Italia, scusate, gli italiani sono cambiati nel corso del XX secolo, e per farlo ha deciso di non utilizzare i beni culturali tradizionalmente intesi, quindi non le arti figurative classiche, ma di andare a raccontare il secolo attraverso i beni culturali che il XX secolo ha prodotto, quindi soprattutto materiali fotografici, materiali audiovisivi. Prima di partire con quello che è stato un imponente lavoro, qui abbiamo anche Fiorella Bulegato, che è stata una dei punti fondamentali, delle figure fondamentali dell'advisory board che ha seguito l'elaborazione dei contenuti di M9. Ecco, prima di arrivare in quella fase, a quella fase di utilizzo, quindi già di lavoro sui materiali digitalizzati per pensare a un'installazione, il team di lavoro di M9 ha portato avanti un importante, ormai un po' datato perché la pubblicazione è edita da Marsilio ormai del 2015, quindi parliamo di un volume Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati che ormai ha una decina d'anni, quindi su questi temi digitalizzazione e archivi è un'era geologica fa, ma comunque il volume era finalizzato proprio a una sorta di censimento della situazione archivistica di biblioteche italiane al 2015 per capire quali fossero i tesori, quali fossero i materiali cui poter attingere per raccontare appunto quello che era il Novecento, in un'ottica che già è stata discussa questa mattina. Il museo aveva in qualche modo l'idea di voler avvicinare a materiali che solitamente vengono compulsati, studiati, analizzati, apprezzati da ricercatori, ecco, allargare, portare questi materiali al largo pubblico inteso come
scuole di ogni ordine e grado. La nostra offerta didattica spazia dai primissimi anni, quindi dai primissimi anni della scuola dell'obbligo fino a, come dire, cicli universitari, ma a un pubblico veramente quanto più ampio possibile. E quindi in questo bisogna dire che poter attingere ai materiali digitalizzati ci ha consentito di andare poi a realizzare delle installazioni multimediali. Non so quanti di voi siano passati da M9 o se qualcuno lo farà prossimamente. È un museo, il nostro, che si sviluppa su 2 piani e che è completamente basato su installazioni exhibit multimediali interattivi. Non perché la tecnologia sia il fine, si parlava prima del racconto. La cosa fondamentale è sempre il contenuto, è sempre la storia che c'è dietro, le storie che si vogliono raccontare. La tecnologia multimediale interattiva per noi però è lo strumento che ci permette di valorizzare al meglio i tesori di archivi e biblioteche che hanno già portato avanti opere di digitalizzazione. Come siamo riusciti ad arrivare a questo? Con oltre qui ritorno anche a un tema che prima è stato accennato, caro, quello della parte anche economica, no? Del ritorno sull'investimento in digitalizzazione. M9 ha di fatto stretto oltre un centinaio di accordi, alcuni a titolo gratuito, proprio perché la nostra finalità è una finalità culturale. Il museo comunque ha nella sua missione una finalità di divulgazione, un ruolo sociale, quindi molti archivi, molte biblioteche ci hanno consentito di poter utilizzare i loro materiali a titolo gratuito. Altri più importanti e che come dire, monetizzano su questo, faccio alcuni esempi, archivi come Techerai piuttosto che l'Archivio Luce, ci ha concesso in uso i materiali ma dietro pagamento, chiaramente a tariffe irrisorie rispetto a usi commerciali dei loro materiali, però ecco, noi effettivamente abbiamo stretto rapporti commerciali con alcuni di questi grandi enti. Il bello e il brutto della digitalizzazione, del digitale, quantomeno, è anche le possibilità di uso nel caso di M9, perché appunto rispetto a, l'abbiamo visto anche prima, le possibilità che adesso sono offerte anche nella comunicazione tramite i canali sociali e quant'altro sono veramente infinite. Molti ci chiedono perché non sfruttate ancora di più alcuni dei vostri contenuti museali anche sul web o sulle reti. Ecco, nel nostro caso il fatto di non essere detentori della proprietà di questi materiali digitalizzati, ma solo di alcuni usi che sono specificamente normati da contratti e accordi, ci limita, nel senso che non tutti gli archivi, non tutte le biblioteche, anzi un numero abbastanza contenuto di istituzioni ci ha consentito di poter utilizzare i loro materiali anche per finalità di comunicazione fuori da quello che è, come dire, l'edificio del museo. Quindi l'uso è consentito per le installazioni all'interno di M9, ma non per una veicolazione esterna che probabilmente, chiaramente, l'archivio detentore del materiale preferisce fare direttamente. Ecco, in estrema sintesi. Vado io. Sicuramente hai una voce anche in passato, ne abbiamo discusso anche criticamente, no? Sulla digitalizzazione e sugli effetti rispetto al mondo dei libri. Sì, allora buongiorno a tutti. Appunto avete capito che più o meno sono qui in duplice veste. Io ho avuto contatto con la Fondazione Levi soprattutto attraverso il lavoro fatto con il minor, quindi un contatto abbastanza recente, nonostante in passato abbia frequentato più istituzioni musicali veneziane. E questo tra l'altro mi ha dato modo di riflettere, però sarebbe un discorso troppo personale, quindi lo tralasciamo. Allora, rispetto al discorso della digitalizzazione, in realtà stiamo affrontando la questione sotto tanti punti di vista oggi, quindi poi ho cercato di fare un po' sintesi, di raccogliere un po' le idee per capire che cosa può offrire il punto di vista di una persona che lavora con le storie e con i libri rispetto alla realtà della Fondazione Levi.
Sono stati evidenziati alcuni aspetti secondo me molto positivi oggi, anche in chiaroscuro, nel senso che poi non tutte le istituzioni che oggi sono state a questo tavolo hanno portato il medesimo punto di vista, però io sono rimasto colpito positivamente dal fatto che, ad esempio, per quanto riguarda Fondazione Levi e l'Archivio Ricordi, la digitalizzazione abbia portato a una maggiore fruizione anche dei manufatti fisici, cioè dei documenti d'archivio fisici. E questo trovo che sia estremamente positivo. Lo capirete perché lo trovo così positivo per quello che dirò tra un attimo. Così come penso che sia stato molto positivo il fatto che tutti i progetti di digitalizzazione abbiano fatto confluire in queste istituzioni dei finanziamenti che altrimenti non sarebbero arrivati. Quindi questi sono aspetti assolutamente positivi da non tralasciare. Ma se devo guardare invece dal mio punto di vista di persona che si occupa di narrazioni, devo invece sottolineare come questa enorme quantità di dati, di informazioni che la digitalizzazione mette a disposizione degli utenti porti con sé dei rischi che non sono così di facile individuazione, non che non siano stati studiati. Questo mi dà sempre molto da pensare, perché in realtà si tratta di temi che sono stati affrontati già a partire da Walter Benjamin rispetto alla difficoltà di gestire grandi quantità di informazioni e la velocità con cui queste informazioni vengono consumate. Più recentemente ci sono stati degli studi molto interessanti di cui ha reso conto Marianne Wolf, ad esempio. Ebbene, proprio tutto questo tema della quantità di dati e della velocità con cui vengono consumati fatica molto ad andare a fare il paio con alcune delle parole che sono state utilizzate in più occasioni oggi. Abbiamo parlato di raccontare storie, abbiamo parlato di narrazione. Quando agli studenti del minor ho chiesto di lavorare su Fondazione Levi, ho cercato di sottolineare il fatto che dovessero utilizzare la narrazione nell'ottica di costruire delle relazioni causali, delle relazioni di senso. Una delle slide che è stata proiettata oggi citava una frase di Gottschall. Gottschall dice le storie sono state sempre lo strumento attraverso il quale l'umanità ha cercato di dare un senso al mondo, no? Le storie vengono usate per cercare di capire i perché delle cose, anche laddove a volte ti possono dare delle risposte sbagliate, nel senso che l'essere umano ha bisogno di creare senso anche laddove non c'è o anche laddove non riesce a trovarlo. Il consumo veloce e soprattutto la difficoltà di gestione di questa enorme mole di informazioni che il digitale ci mette a disposizione fatica ad essere elaborata in forma narrativa. Quando parliamo di storie, molto spesso, quando parliamo di narrazione, molto spesso confondiamo questa parola, attribuiamo a questa parola il significato che invece afferisce alla divulgazione di contenuti. Divulgazione di contenuti e racconto di storie e narrazione sono due cose diverse. La narrazione ha bisogno di costruire significati e io mi chiedo quanto ciò che stiamo facendo nella direzione della digitalizzazione funzioni per quanto riguarda la nostra costruzione di un'identità, di un nostro significato, che, come si diceva oggi, come diceva soprattutto Elena nel lavoro che ha svolto, è rivolto sia verso l'interno, quindi alle persone che lavorano all'interno di una istituzione, sia rispetto al modo in cui questa istituzione racconta i propri contenuti verso l'esterno. In realtà la Fondazione Levi, così come moltissime altre istituzioni, ha una ricchezza di materiale narrativo che è potentissima. Ci sono delle storie bellissime da raccontare rispetto ai contenuti di Fondazione Levi. Il grande problema è che dobbiamo scegliere che cosa raccontare, dobbiamo fare un lavoro di selezione perché non possiamo raccontare tutto. Obiettivamente, forse dovremmo anche entrare nell'ordine di idee che non ci serve raccontare tutto. Hobsbawm parlava di
invenzione della tradizione, no? Noi inventiamo le nostre tradizioni, scegliamo che cosa tramandare di noi stessi e alla fin fine non possiamo raccontare tutto quanto, forse anche perché non ci serve raccontare tutto quanto. E, e da questo punto di vista io credo che forse sarebbe bene, cioè è un sasso che lancio nello stagno, forse una riflessione in questo senso andrebbe tenuta presente, potrebbe offrire un contributo alla problematizzazione della questione. Quindi, grazie Nicola, quindi tu parli di processi di selezione, no? Cioè scegliere. E non so se vuoi agganciarti sui processi di selezione o altro, però insomma Emanuela è una studiosa, una ricercatrice e si occupa di questi processi, di Sì, queste tematiche, quindi grazie. a te. Porto anche i saluti della professoressa Marina Marina Buzzoni, Buzzoni, collega di PNRR. ed è anche presidente dell'Associazione di Informatica, Umanistica e Cultura Digitale di cui faccio parte. Provo a collegarmi a quello che è stato detto e che è molto interessante dal mio punto di vista, che è il punto di vista di chi svolge ricerche nel ramo delle digital humanities. Sono tra virgolette un'esperta di dominio in letteratura del Novecento italiana, però mi è capitato spesso di collaborare a progetti anche al di fuori del Novecento italiano, e quindi di occuparmi più dei processi di modellizzazione di un progetto di digital humanities. E in effetti la domanda, non solo perché digitalizzare, ma anche che cosa digitalizzare, è una domanda molto pertinente, se consideriamo che nel piano di digitalizzazione del patrimonio culturale, nelle prime pagine vengono recuperati i dati dell'Istat, i censimenti, e viene offerto anche il link al dataset per il nostro patrimonio MAB, diciamo, musei, archivi, biblioteche. Sono stati censiti 22-23 circa 27.700 luoghi della cultura, pubblici e privati, tra cui 1.000 istituzioni dello spettacolo e arti performative. 12.000, più di 12.000 sono biblioteche, 9.500 sono archivi, e prima si diceva nella precedente tavola rotonda anche il concetto di archivio, di biblioteca sta cambiando. 6.200 sono monumenti, musei e aree archeologiche. Quindi siamo ovviamente lo sappiamo, in un paese che è ricchissimo, e il concetto anche della scelta della digitalizzazione e delle priorità naturalmente è una scelta anche politica. Qui vado contro tendenza, so che sono diciamo in un seminario legato a un PNRR, anch'io faccio parte di un progetto PNRR di ricerca all'Università di Siena e a svariati PRIN, però la mia impressione, questo lo dico appunto da persona che è all'interno di molti progetti che anche hanno ricevuto dei fondi e che li hanno fatto del bene in quello che dovevano fare, quindi assolutamente esperienze positive. La mia impressione però è che da un punto di vista più alto, a fronte di un arrivo massiccio di risorse arrivate e che si devono spendere in un piccolo margine di tempo, non sia stata data sufficientemente attenzione, parlo a livello Italia, alle carenze infrastrutturali. Io banalmente vedo la mia biblioteca universitaria e vedo le carenze, cioè mancano i bibliotecari. Hai voglia a parlare di digitalizzazione se mancano dei bibliotecari? Vedo le biblioteche comunali, ma io posso immaginare che a più livelli. Ma sì, insomma, come io dall'università posso dire che cosa manca nel comparto universitario e come nelle scuole, nel settore educazione. Qui ci sono tante contraddizioni che sappiamo e conosciamo. Ecco, in questo inferno che viviamo tutti noi tutti i giorni vanno considerate le esperienze positive come questa. Stamattina ho seguito online e sono rimasta molto impressionata dal lavoro che è stato fatto con questo caso di studio, ma sicuramente in questo momento abbiamo
una serie di problemi a cui fare fronte a più livelli, e dal mio punto di vista posso raccontare questi problemi. Innanzitutto, visto che nel titolo c'è competenze, le competenze, io posso assicurare, non ho dati statistici, ma ho insegnato nelle scuole superiori poco, però soprattutto all'università, in magistrale, master, e ho avuto anche seguivo le carriere di assegnisti di ricerca all'interno di progetti di Digital Humanities. Ora, so che è incredibile da credere, ma un meraviglioso strumento come la Teca Digitale della Biblioteca Nazionale di Roma, che io consulto compulsivamente perché è per me, per le mie ricerche, importantissimo, o un portale come Alfabetica, per non dire strumenti come Manus Online o Europeana, sto dicendo a random una serie di strumenti, non sono conosciuti, ma non a livello di matrica universitaria, parlo di assegnisti di ricerca, ricercatori, e arrivando poi generazioni forse un po' meno giovani a non conoscere questi strumenti. Allora, a fronte di tecnologie su cui si può fare tutto, penso al framework IIIF, annotazioni, tantissime cose che possiamo fare, un livello di specializzazione altissimo, rimango diciamo annichilita, perché anche il mio mestiere è quello di insegnare anche a utilizzare criticamente questi strumenti, dal fatto che non ci sia una piena consapevolezza, non a livello divulgativo, ma proprio a livello universitario e forse anche scolastico, della quantità e qualità di strumenti. Cioè manca ancora, forse, lo sto dicendo dal mio punto di vista, una serie di competenze a livello scolastico universitario che ci permettano di formare delle generazioni non necessariamente, e spero non lo auguro a nessuno, di umanisti digitali, non è un bellissimo mestiere, però di giovani che abbiano delle competenze per valutare quello che c'è online, la qualità dei dati che offrono le istituzioni. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, sarò più veloce, è la questione dei ruoli. In un mondo, l'ho detto nella tavola rotonda che ci ha preceduto, in cui le figure come quelle del bibliotecario si stanno evolvendo, ma è da decenni che si stanno evolvendo ovviamente, e le biblioteche sono state l'avanguardia da sempre storicamente dell'innovazione digitale, cioè hanno insegnato ad altri che cosa sono le tecniche informatiche. Forse siamo arrivati a un livello di complessità tale per cui occasioni come queste, in cui vari attori provenienti da diversi contesti si parlano di più, è arrivato veramente il momento di diciamo fare più rete possibile, cioè di invitare ad esempio esperti di dominio alla collaborazione nella formulazione. Stamattina credo si parlasse di semantic web, di ontologie, linked open data, a una collaborazione. In questo senso questi progetti servono tra ricerca universitaria, istituzioni, deputate alla conservazione, gestione e alla messa a fruizione del materiale, e quindi a un lavoro comune. E aggiungo che per quanto riguarda chi si occupa di Digital Humanities, anche di ricerca ad esempio filologica nel mio caso, l'esempio della biblioteca digitale, i modelli della biblioteca digitale sono dei modelli che poi hanno insegnato tanto ai filologi ad applicare diciamo determinate metodologie, determinati modelli su casi applicativi di natura critica filologica, e di questo c'è un bel esempio in un libro di Federico Meschini, oltre il libro, che parla proprio di un esempio di applicazione di un modello di Digital Library, il 5S, su edizioni scientifiche digitali. Quindi credo che il favorire un dialogo comune, uno scambio di competenze possa essere di fondamentale importanza. Ultimo punto, il cosa digitalizzare. Sentendo parlare mi è venuto in mente un ex direttore oggi in pensione, chi lo conosce sa quanto anche sia molto simpatico, oltre che generosissimo nel corso dei convegni, Klaus Kempf, che è stato direttore del
comparto Digital Library della Bayerische Staatsbibliothek, ed è stato, credo, tra i primi in Europa a siglare un accordo su cui si potrebbe anche discutere, tra Google Libri all'epoca e la Bayerische Staatsbibliothek a Monaco. Lui, ricordo un seminario abbastanza recente che ha tenuto a Siena, in cui raccomandava diciamo chi seguiva questo workshop di non considerare solo nella scelta delle collezioni da digitalizzare in un istituto conservatore le tendenze degli utenti che con i conteggi, diciamo, di quello che nelle query vanno a chiedere, quindi quello che richiede il pubblico, ma anche di considerare delle necessità interne, cioè l'istituzione che offre anche in serendipità, diciamo, una serie di collezioni apparentemente senza motivo, diciamo, con dei motivi più interni rispetto alla richiesta di pubblico di digitalizzazione, che magari dopo qualche anno si rivelano essere delle collezioni seguitissime e importantissime. Quindi anche il cosa digitalizzare, ricordo appunto questo intervento di Klaus Kempf che diceva non è sempre diciamo chiaro cosa sia utile digitalizzare, a volte col senno del poi si scoprono delle decisioni magari non seguite per dei motivi un po' diciamo interni all'organizzazione, che poi per una serie di percorsi arrivano invece a essere le collezioni più consultate sul portale della Bayerische Staatsbibliothek. E con questo, insomma, penso di aver parlato anche troppo, e quindi passo subito la parola, ringraziando. Grazie. Angela, tu dalla tua esperienza di studiosa di organizzazioni culturali, istituzioni, e anche con un occhio molto attento all'accountability, si è parlato anche molto di valore economico, no? C'è sempre un po' sotto traccia questa dimensione brutta del valore economico, che però è fondamentale. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Esatto, io mi occupo di accountability, probabilmente non nell'ottica in cui molti si aspettano nel sentire per la prima volta questa affermazione, o meglio, io mi occupo e studio le modalità in cui alle organizzazioni culturali viene chiesto di giustificare se stesse, e viene chiesto di giustificare il loro operato e di dimostrare che hanno e che creano del valore che negli anni è stato declinato su molti fronti. C'è sempre questo mostro del valore economico sullo sfondo, ma negli anni abbiamo continuato a parlare di valore sociale, valore culturale. Piuttosto che andare a vedere esattamente come possono dimostrare questo valore, come possono misurarlo, io mi occupo del perché gli viene chiesto in partenza, diciamo, e delle narrazioni, ancora una volta, delle storie che ci raccontiamo all'interno delle scelte politiche che vengono fatte sul settore culturale, e sono due temi che sono già stati toccati, perché la cultura è sempre più importante nelle scelte politiche e nelle politiche culturali che vengono poi a cascata, e io in questi anni ho guardato varie dimensioni e vari livelli di politiche pubbliche, dai bandi europei a quelli regionali, ai finanziamenti di fondazioni bancarie, per esempio, e nei finanziamenti alla cultura c'è da un lato una crescente richiesta di giustificazione del valore che la cultura produce. Dall'altro il digitale è innegabilmente un grandissimo racconto che è con noi da ormai anni e anni e non perde potere, perché è un mito, una grande favola, sicuramente fa delle grandi promesse per la cultura, al punto tale che è ormai onnipresente. Non c'è bando per la cultura che non abbia almeno una sezione sul digitale. Si sta profilando un po' come la soluzione a tutti i mali. Dicevamo appunto, c'è stata una parentesi di grandi risorse finanziarie, molte delle quali sono state automaticamente collegate al digitale. Sono poche le occasioni come questo tavolo in cui ci ritroviamo a chiederci digitalizzare perché. Non perché non possa effettivamente
fornire delle opportunità al settore culturale e al settore degli archivi e del patrimonio archivistico. Vi parla comunque una persona che, come chi parlava prima, ha passato gli ultimi 3 anni immersa nell'archivio di una fondazione bancaria, nel mio caso. Se la fondazione non avesse digitalizzato almeno parte di questo archivio, metà della mia tesi di dottorato non sarebbe stata scritta, quindi sono la prima a vedere i benefici di questa cosa. Ma nel momento in cui la narrazione arriva dall'alto e arriva già collegata questa idea del digitale come la soluzione, non importa molto il problema. Per qualsiasi problema nel settore culturale, il digitale può risolvere le cose, può dare nuove opportunità. Si rischia di perdere un po' il punto di vista delle vere necessità delle organizzazioni culturali. Ci ritroviamo quindi in situazioni paradossali come la biblioteca di paese che deve digitalizzare il patrimonio libresco, deve dare accesso agli ebook, ma non ha i bibliotecari per gestire il servizio, e questi sono problemi organizzativi che però non guardiamo nel momento in cui prendiamo già per assodata la narrativa del digitale come soluzione, e in questo senso il progetto di Monica e l'assegno collegato sono importanti anche per questo, perché quando la narrativa del digitale arriva dall'alto disegna già delle priorità e delle modalità in cui poi la digitalizzazione viene declinata, e lascia nell'ombra altre problematiche, che sono problematiche molto alte: il ripensare il senso dell'istituzione culturale, il ridisegnare i pubblici con cui si deve confrontare, ma anche molto pratiche, perché nel momento in cui tutti i problemi tecnici e le specifiche tecniche del processo di digitalizzazione sono state definite, le organizzazioni culturali si trovano ad affrontare dei problemi molto più pratici e molto più pressanti, appunto il bibliotecario che non è più disponibile per gestire questo o quel servizio, le sedie che mancano, e questo non era previsto dal bando. E non posso dimostrare un impatto, non posso misurare nulla che però non posso svolgere perché non ho il personale per garantire il servizio. E quindi ancora non tanto perché, ma anche quanto digitalizzare in base alle esigenze vere, provate e misurate sul campo e ascoltate sul campo delle organizzazioni culturali, motivo per cui momenti di ripensamento critico ma riflessivo sulle motivazioni e sull'effettiva necessità della digitalizzazione sono importanti, perché ci permettono di perfezionare le occasioni successive, cioè di capire anche quali altri parametri, quali altri aspetti vanno considerati quando parliamo di digitalizzazione. Pensavo a cose che uscivano proprio alla fine dell'ultimo tavolo. Il settore ha ormai accettato, si è reso conto proprio sulla sua pelle, che non tutto può essere digitalizzato, che qualcosa va perso nel processo. Le politiche pubbliche no, non hanno ancora avuto questa percezione, quindi momenti di riflessione su come recupero ciò che va perso nel processo di digitalizzazione, come lo metto a sistema per creare valore che non sia solo valore economico, che sia valore per l'organizzazione o che valorizzi l'organizzazione e le permetta di continuare a raccontarsi nella sua interezza. Cosa faccio dello spazio che rimane vuoto se digitalizzo il contenuto, e come ripenso la sua funzione? Sono domande che molto spesso cadono nel dimenticatoio o comunque passano sullo sfondo nel momento in cui la parola digitalizzazione viene pronunciata, e invece forse meriterebbero un po' di spazio in più. Grazie, grazie molto Angela. Stefano, dal mondo dell'arte, curatore, Fondazione Bevilacqua La Masa, come vedi tu tutte queste tematiche che già sono emerse in molte Allora, relazioni? devo dirvi che io ovviamente sono per il digitale, sono entrato alla Bevilacqua La Masa proprio per seguire un progetto che si chiamava Tomorrow Now, pratiche artistiche contemporanee nella cultura digitale. Era fine 90, inizio 2000. E quindi parliamo molto di questi argomenti con ospiti diversi, dal mondo sempre un po' delle pratiche artistiche, insomma, contemporanee, quindi assolutamente sì. Però con gli anni mi sono reso conto di una cosa, che non basta digitalizzare. E alla Bevilacqua noi archiviamo, quindi digitalizziamo, magari non in modo molto professionale, diciamo, non in modo molto organizzato, però ovviamente ci rendiamo conto che tutto questo è utile per fare ricerca storica, fare ricerca filologica, per mettere insieme i contenuti, però stanno su uno schermo.
Uno dei nostri problemi è quello, per esempio, quando archiviamo le opere della collezione e le mostriamo a qualcuno, diciamo sì, ma questa è un'opera, è una scultura, dov'è la scultura? Nel magazzino. E quindi che differenza c'è fra l'immagine ritagliata su un desktop, su una lista di Windows e l'opera dentro un pluriball in magazzino? Il nostro compito anche come curatori è di portarlo fuori nello spazio, per cui noi digitalizziamo, ma ci dimentichiamo che le cose stanno in uno spazio e nascono in uno spazio. E tutto quello che è in digitale di fatto è una percentuale dell'esperienza complessa che puoi fare di quell'opera. E questo per l'opera. Ma pensiamo ai manifesti. Noi abbiamo una collezione di circa 350 manifesti e abbiamo i manifesti dentro dei cassettoni, insomma, dati, eccetera, e poi sono archiviati, quindi si possono consultare. Quindi io consulto la lista dei manifesti, però poi vado a vedere il manifesto, lo porto fuori, lo srotolo, ne sento la grana, lo tocco, lo espongo. E come lo espongo? E come lo mostro? E come lo comunico? E voi dite, ma è digitalizzato? Sì, ma il manifesto è un oggetto e non è un'immagine. E quindi il nostro compito è creare contenuti partendo da questi oggetti digitalizzati, da queste informazioni disponibili. Se non facciamo questo non serve a niente. È tutto digitalizzato, però in Italia chi è che legge un libro all'anno? Qual è la percentuale dei lettori? Più della metà degli italiani mi sembra che non legga neppure un libro all'anno. Quindi cosa stiamo facendo? Allora, in biblioteca, alla Bevilacqua Masa abbiamo costruito una biblioteca piccola di circa 3.000 volumi, frutto di donazioni di artisti che sono venuti lì e ci hanno donato i loro libri, quindi anche cose un po' particolari che non trovi in commercio, casa editrice giapponese piuttosto che... Però chi li vede questi libri? Sono online, si possono consultare nei database, l'OPAC, eccetera, però quanti sono gli utenti? Pochi. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una stanza, mettere 50 libri, quindi il curatore cosa fa? Prende 50 libri, li mette dentro una stanza, fa una selezione di 10 studenti, li chiude dentro una stanza per 4 giorni e leggono questi libri e poi vediamo cosa succede. Ma quello che ne risulterà non sarà la lettura del libro, sarà la relazione fra queste 10 persone che leggono il libro. E come la digitalizzo questa relazione? Com'è possibile farlo? È inarchiviabile, è non digitalizzabile, però è un'esperienza costruttiva, trasformativa, generativa. E quindi l'archivio deve essere vivo, se può esserci un archivio vivo. Faccio un altro esempio. Nella fine degli anni 70 la Bevilacqua faceva delle mostre sperimentali. C'erano dei video, di Claudio Ambrosini e anche Leone d'Oro, no? Per il colonna sonora, per il cinema, e faceva dei video sperimentali legati al suono. Questo video non l'avevo mai visto, abbiamo contattato Claudio Ambrosini che ce l'ha fatto vedere, l'abbiamo scaricato, l'abbiamo archiviato nei server della Bevilacqua La Masa. Ma come lo faccio vedere al pubblico adesso quel video? Era fatto con registrazioni molto banali. Noi abbiamo preso il file, l'abbiamo messo su un tablet e l'abbiamo esposto in un certo modo, però all'interno di un contesto particolare in cui appunto rinnovavamo l'esperienza e la fruizione di quei materiali. Se non fai questo, chi è che va a vedere quel video sperimentale della fine degli anni 70 di Claudio Ambrosini? Nessuno, se non lo storico che sta facendo la tesi su quegli anni, oppure gli anni successivi, la spazializzazione del suono e così via. Quindi anche la riattualizzazione di materiali d'archivio, trovare delle strategie per ricomunicare è molto importante. Faccio un ultimo esempio, che però è particolarmente interessante e anche attuale. Dobbiamo fare una mostra, abbiamo un video archiviato frutto di un'acquisizione con i fondi ministeriali, è un video di 32 giga, girato in 4K, dobbiamo mostrarlo. Quando abbiamo comprato il video, l'artista ci ha detto dovete mostrarlo con un proiettore da 8000 lumen, dovete mostrarlo su un pannello di 3x3 e quindi stiamo discutendo come mostrare questo video. Allora il proiettore da 8000 lumen con una proiezione di 3x3 che non mostra bande proiettate e stese sul muro costa tantissimo, non abbiamo i soldi per farlo e quindi come facciamo a proiettarlo? Ma forse va bene anche un 7000 lumen. E come faccio a eliminare le bande nere che vengono proiettate sul muro? E bisogna usare un altro sistema e così via. È una discussione infinita sulla esportazione dei file digitali nello spazio reale. D'accordo? Quindi noi dobbiamo prenderli e portarli fuori, non solo metterli dentro. E questa cosa è una sfida, secondo me, molto molto interessante e molto costruttiva. Credo che non ci sia appunto alternative alla freddezza, come dire, delle liste. Ecco. Hai dato un bel po' di spunti, questo dinamismo tra digitalizzo, poi tiro fuori. Cioè, lo sentiamo vivo perché...
A volte non si riesce. Maurizio. Ci provo. Non è facile dopo quanto è stato detto fino ad ora e anche in quest'ultimo intervento. Parto dalla fine e poi provo a ricostruire il ragionamento che ha preso forma via via che ascoltavo la tavola rotonda precedente e poi anche questo primo giro di interventi. E sostanzialmente nella mia testa si sono annotate tre parole che poi provo a riannodare tra di loro. Un tema di idee, un tema di memoria e un tema di persone. Il primo aspetto è un aspetto che secondo me dobbiamo tenere in considerazione, è che quando parliamo di digitalizzazione, ma in generale quando parliamo di transizione tecnologica, di adozione di nuove tecnologie, di innovazione all'interno delle organizzazioni e non solo del contesto culturale, delle produzioni culturali e delle istituzioni culturali, in realtà noi tendiamo a discutere quasi solo di soluzioni. Anche quando problematizziamo le questioni, lo faceva il collega Poiana alla fine della tavola precedente, ma anche molti degli interventi che sono stati fatti adesso e che in qualche modo hanno sollevato delle questioni critiche, in realtà sono delle posizioni critiche che identificano delle difficoltà di adozione delle tecnologie o delle difficoltà o dei possibili effetti negativi delle tecnologie. Quello che rimane dato per scontato è che la tecnologia c'è e che debba essere utilizzata. E su questo poi si può essere d'accordo che visto che c'è, ormai ci tocca usarla, ma si può anche mettere in discussione questo aspetto e si può anche riconoscere che tutto il discorso sulla digitalizzazione non è nato in ambito culturale, è l'ultimo posto, guardate, dove arriva quello dell'ambito culturale, perché se ve lo ricordate, qualche anno fa tutto il tema della digitalizzazione in questo paese nasce nell'industria, tutto il dibattito Industria 4.0, che poi è diventata pubblica amministrazione digitalizzata, e poi via via, come se ci fosse una gerarchia anche dei luoghi dove esportare le soluzioni tecnologiche. Forse c'è questa gerarchia dei luoghi dove esportare arriva anche alle istituzioni culturali e al terzo settore. Guardate che oggi dentro il mondo del terzo settore, che è un mondo che io frequento molto in termini di ricerca e di studio, il dibattito è molto simile a quello che si è articolato oggi. Cioè non è in discussione se, ma è in discussione come e che cosa mi può impedire di realizzarlo. E per di più questa riflessione sulla soluzione è molto focalizzata su tre dimensioni. Una dimensione di prodotto, cioè che cosa facciamo con le tecnologie, e quindi molte volte quel perché le tecnologie in realtà sottintende un che cosa, perché quando ho capito qual è il problema allora poi adatto la soluzione tecnologica. Il secondo elemento è l'organizzazione, che quasi sempre è un ostacolo. Le organizzazioni hanno problemi, non hanno le sedie, non hanno i fondi, ma di nuovo, no? È un ostacolo all'introduzione della soluzione tecnologica. Oppure sono i beneficiari, i clienti, il pubblico, gli utenti, a seconda del contesto prendono nomi diversi, ma di fatto sono i fruitori di ciò che viene prodotto anche grazie alla tecnologia. Ecco, c'è un aspetto di questo dibattito che a me colpisce sempre, che è il fatto che ci si dimentica quasi sempre di una figura fondamentale, che è chi lavora dentro queste organizzazioni. Cioè nel dibattito di fatto scompaiono gli operatori del terzo settore, scompaiono gli operatori culturali, scompaiono gli operatori della pubblica amministrazione, che sono, nella migliore delle ipotesi, tenuti all'interno della riflessione sul piano dell'organizzazione, cioè sono una risorsa dell'organizzazione che non ha le competenze di solito, che non è adeguatamente formata e così via, con una, diciamo, anche una produzione discorsiva e in qualche modo una retorica che tende a riconoscerli di nuovo come un ostacolo alla digitalizzazione o all'innovazione tecnologica. Ecco, da questo punto di vista io credo che sia importante invece ricordarci che questa questione passa inevitabilmente di là, cioè quella è la cruna del lago
dove qualsiasi riflessione e anche qualsiasi comportamento riferibile alla tecnologia deve passare, perché la tecnologia da qualche parte trova un utilizzatore all'interno delle organizzazioni, chi deve digitalizzare un patrimonio, chi deve renderlo fruibile, e da questo punto di vista io credo che sia importante rimettere le persone al centro del ragionamento e questo mettere le persone delle organizzazioni al centro del ragionamento. E da questo punto di vista io credo che sia importante anche fare un recupero della memoria, perché questo tema della tecnologia sembra che sia la grande novità degli ultimi 10 anni più o meno. Certo, ha subito un'accelerazione prepotente, anche un livello di diffusione che è stato particolarmente veloce e anche particolarmente prepotente. Però guardate che questo tema del rapporto tra organizzazioni e tecnologia esiste da sempre, cioè arriva prima del capitalismo, nel senso che non è solo una questione di oggi. Ecco, da questo punto di vista recuperare anche le forme di relazione che si sono costruite in passato per trovare delle soluzioni può essere un'operazione che diventa interessante. E qui chiudo, e qui forse la vera domanda, e così arrivo alle idee, che era la terza questione, dopo le persone e la memoria, la vera questione qui non è perché la tecnologia, ma perché queste organizzazioni, cioè qual è lo scopo di queste organizzazioni, qual è lo scopo delle istituzioni culturali, delle organizzazioni di produzione, ci metto anche il mio mondo, ci metto anche qual è oggi lo scopo dell'università. Performare bene nei ranking internazionali, attrarre centinaia di studenti e studentesse, garantire a tutti una laurea indipendentemente dalla preparazione. È questa la funzione dell'università o è produrre capacità di utilizzare in modo critico i saperi che noi mettiamo loro a disposizione e che con loro, non per loro, ma con loro noi costruiamo. Ecco, in questo senso allora io dico mettere prima i valori, perché se noi recuperiamo la capacità di mettere prima i valori ci dicono a cosa servono le organizzazioni e la tecnologia ci dice come le organizzazioni arrivano a poter mettere sul campo i loro valori. Uso questo, dai, uso questo. Grazie Maurizio. Avete messo lì un bel po' di materiale in realtà facendo... Io avevo una seconda domanda nel mio secondo giro che introduceva anche il tema del contesto, però voi sentitevi liberi di agganciarvi anche ad alcune cose che sono state dette nel giro di tavolo, perché secondo me alcune domande o provocazioni o riflessioni critiche che sono emerse via via possono tornare a voi utili per dire rispetto a questo io come mi pongo. L'altra domanda che avevo pronta in qualche modo rifletteva sull'altro tema che attraversava la nostra giornata, cioè questo fare riferimento continuamente ai nuovi pubblici, nuovi pubblici, nuovi pubblici. E pensavo alle trasformazioni della città, una cosa che era bellissima, fantastica nel momento in cui siamo entrati in Fondazione Levi, abbiamo ascoltato le storie, era capire quanto queste storie ci raccontassero della città, ci raccontassero del negozio di musica, ci raccontassero delle persone che attraversavano questa città, che suonavano musica, delle esperienze, eccetera. Ed evidentemente il negozio di musica non c'è più, cioè, ce n'erano N e ce n'è uno rimanente piccolissimo, c'è una città trasformata, ma questo vale per Venezia, ma vale per moltissime altre città, non dobbiamo neanche solo stigmatizzare Venezia come noi lavoriamo nel nostro progetto con i colleghi di Roma, di Firenze, di Torino, forse quelli di Torino sono un pochino più ottimisti, però quando parliamo con quelli di Roma e quelli di Firenze è tutto un rovesciamento di complessità e ciascuno di voi probabilmente ha a che fare con il cambiamento del contesto, ciascuno di noi è un pezzo, e anche lì c'era un riferimento nella prima parte della presentazione dei lavori in cui si vedevano tanti nodi e tante reti. Spesso ci sono i nodi, mancano le connessioni, no? Questa è
è un qualche cosa che di nuovo dipende da scelte politiche, strategiche, decisioni di finanziamenti che spingono in una certa direzione e ci fanno perdere il senso della rete, del costruire noi dei nodi come desideriamo, come vogliamo, e invece seguiamo il flusso, ad esempio, di un finanziamento o di una coazione a cercare un qualche pubblico senza ripartire dai nostri valori, come dici tu, no? E quindi rispetto a questo, voi con la vostra organizzazione, con il vostro lavoro, con la vostra prospettiva, come vi ponete rispetto a queste trasformazioni che sono emerse, no? Perché quando tu hai detto chi legge un libro, chi entra in fondazione, facendo riferimento a quello che diceva Stefano, chi entra a visitare, chi viene a vedere lo spazio fisico, e sono le stesse tematiche, le stesse problematiche che può avere l'M9 piuttosto che una libreria, piuttosto che l'università, no? Dove noi andiamo a caccia di nuovi pubblici o di nuovi studenti perché non sono sufficienti quelli che abbiamo. Però sempre con quest'idea un po'. Sempre un po' con quest'idea che però non ripartiamo mai dalla discussione di chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare, ma intanto proviamo. Non funziona più questo mercato, andiamo da un'altra parte, no? Però ci portiamo dietro un po' i bias. Riparto da te, Silvia. Sì, allora la premessa è che M9 ha aperto il 1° dicembre del 2018, quindi noi siamo un'istituzione abbastanza recente e quindi più che pensare a nuovi pubblici, noi abbiamo il tema di costruire il nostro pubblico. E devo dire che il lavorare in rete con altre istituzioni del territorio, altre associazioni, per noi è stato strategico nell'arrivare anche a nuovi pubblici. Faccio un esempio, visto che siamo in Fondazione Levi. Per noi fare rete significa, da un lato, appunto, tentare una progettazione allargata, condivisa, o accogliere anche progettazioni che arrivano già ben strutturate da altri enti, e tramite queste arrivare a intercettare dei bisogni del nostro pubblico di prossimità. Vado al caso specifico. Quest'anno con la Fondazione Levi è arrivata la proposta di un progetto interessantissimo che era assolutamente coerente con quella che è la mission di M9, perché la proposta era quella di andare a raccontare la proposta di Olivetti e la musica, cioè raccontare quella che è stata l'esperienza esaltante della società Olivetti e quella che è stata la programmazione culturale, in particolar modo musicale, a cavallo tra gli anni 60 e 70, che appunto l'Olivetti portava avanti per tutto quello che era l'ecosistema che gravitava intorno al suo mondo, quindi vuoi gli operai, ma anche, come dire, i familiari. Era un progetto che assolutamente intercettava quello che era una storia che in M9 noi avremmo anche dovuto raccontare, ma fatalità, appunto il museo si sviluppa su 2 piani di 1300 metri quadrati ciascuno, quindi tutto lo scibile non è dato. Il tema di prima, che cosa salviamo dagli archivi, che storie raccontiamo, anche lì, cioè, la curatela ce l'insegna la Fondazione Bevi con la Masa, è una scelta politica, cioè, nel decidere cosa esporre e cosa no, c'è sempre, come dire, una decisione da prendere e qualcosa necessariamente deve star fuori. Abbiamo allora, come dire, utilizzato l'occasione che ci è stata offerta dalla Fondazione per un ciclo nel nostro auditorium in cui raccontare anche queste cose particolarmente interessanti per un ventennio novecentesco. E nel farlo ci siamo resi conto che abbiamo intercettato una necessità di una serie di residenti prossimi al museo che avevano un forte interesse su temi musicali che altrimenti non avrebbero trovato risposta. Qualcosa di simile abbiamo fatto anche in una rassegna musicale ormai arrivata alla 3ª edizione, che
costruiamo con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che è sulle note del secolo, i maestri del Novecento, in cui i docenti del Conservatorio aprono con una vera e propria introduzione all'ascolto, prima che studentesse e studenti del Conservatorio continuino con il concerto. Questo perché se ne parlava prima con Fiorella e anche con Nicola, c'è un tema di educazione all'ascolto che forse all'ascolto musicale chiaramente forse in Italia si sta un po' perdendo, non è stato abbastanza coltivato. Ecco che allora momenti come questo, che possono sembrare, come dire, un po' collaterali, no? Rispetto alle attività primarie di un museo, però cerchiamo di svilupparle comunque per andare incontro anche lì a pubblici che altrimenti non avremmo intercettato. Ecco, lavori di questo tipo noi lo facciamo attraverso una call che cura un collega che non è presente oggi, che è Giuseppe Saccà, che si chiama Ritroviamoci in M9. Noi ogni anno tra maggio e giugno lanciamo questa Call for Ideas, cui anche Fondazione Levi ha partecipato, che è proprio funzionale a questo, cioè fate qualcosa con noi, cioè M9 è una casa aperta, pronta a rispondere alle migliori proposte del territorio. Certo, poi anche noi selezioniamo, nel senso che le proposte devono essere in linea con quella che è la missione del museo, con quelli che sono gli obiettivi strategico-culturali dell'anno, però è un'occasione per permettere di lavorare assieme con istituzioni culturali, ma non solo. Quest'anno hanno risposto per esempio tantissime associazioni che stanno lavorando in terraferma con i nuovi cittadini, perché anche lì c'è un tema, noi abbiamo l'ambizione di raccontare come l'Italia è cambiata nel corso del Novecento. È chiaro che un tema come quella della migrazione non possiamo trascurarlo, anzi possiamo essere, come dire, anche una risorsa per capire il paese in cui si arriva, la storia che ha percorso. Ecco, noi abbiamo una serie di attività che portiamo avanti in modo, come dire, forse non abbastanza comunicato, ma certe cose comunque ha anche senso farle, senza urlarle. L'importante è che vengano realizzate con i servizi sociali del comune. È tutta un'attività che facciamo con le mentori di diverse comunità di nuove cittadine, che diventano in qualche modo i punti di riferimento per raccontare poi a ognuna per la comunità di riferimento che cosa succede in città e quali attività possono essere proposte. Quindi ad esempio noi in museo non abbiamo in modo verticale un tema dedicato per esempio all'evoluzione della figura della donna nel secolo, perché era stato considerato ai tempi, e qui guardo di nuovo Fiorella, in cui si andavano a definire un po' la struttura del museo, era considerato ghettizzante, per cui l'evidenza di come il ruolo femminile è cambiato nel secolo torna in diverse aree tematiche, ma non ce n'è una specifica. Ebbene, con le mentori del Comune di Venezia si è proprio argomentato di come anche in Italia la figura della donna ha avuto un percorso accidentato, delle vittorie civili che abbiamo raggiunto e di altre che abbiamo perse, per far vedere come, ecco, per tentare di creare dei collegamenti poi con le situazioni magari dei paesi d'origine. Per cui sì, secondo me l'idea di rete, in questo caso molto fisica, molto poco digitale, nel senso che le reti che noi abbiamo creato con le istituzioni si concretizzano poi appunto in progettualità di questo tipo, hanno secondo me per alcune istituzioni anche il vantaggio, e qui mi rifaccio più a chi anche nella mattinata ha parlato di grafica, di brand, hanno molto a che fare anche con quella che è l'immagine, nel senso che M9 non ha all'interno del suo organico, si parlava prima delle persone, del suo staff, delle conoscenze specifiche, per esempio in storia della musica, musicologia, però c'era la volontà di andare avanti e approfondire questi temi. E allora abbiamo avuto la fortuna di trovare dei partner e delle fondazioni che, forti anche della loro identità e del loro essere riconosciuti sul territorio, non possono che portare valore aggiunto, nel senso che un progetto come Olivetti e la musica è chiaro che come dire, si fa forza di avere una fondazione Levi alle spalle, a livello proprio anche di progettualità culturale. Ecco, su un ambito
che per noi è sempre importante, che è quello dell'educazione. Ecco, anche lì c'è tutto un progetto di rete che non è partito da noi, ma da qua vicino, ormai da anni, da Palazzo Grassi, su quello che proprio è il mondo edu delle istituzioni culturali, che mi piace ricordare a questo tavolo, perché loro hanno intercettato anche lì il bisogno della comunità docenti, di docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che era quello di riuscire a trovare in un'unica situazione, in un'unica sede, tutta l'offerta didattica delle istituzioni culturali, musei, ma non solo, quantomeno dell'area veneziana. È partito così ormai anni fa l'Edu Day. Inizialmente era una giornata in cui Palazzo Grassi apriva le porte, coinvolgendo una serie di musei veneziani per presentare, affinché, come dire, tutte queste istituzioni potessero presentare la propria offerta didattica. E effettivamente ormai sono anni che va avanti. Adesso Palazzo Grassi era addirittura troppo piccolo, per cui anche per facilitare l'arrivo dei docenti si è deciso di portarlo in terraferma. Da uno si è arrivati addirittura a 2 giorni, una delle sedi è l'M9, l'altro è il Candiani di Mestre. Sono 2 giornate in cui i docenti arrivano e di nuovo hanno un'offerta vastissima, perché nel frattempo la rete di istituzioni, io devo dire che da questo punto di vista i settori educativi delle istituzioni museali, ma ci sono anche biblioteche e altre fondazioni, hanno fatto veramente un lavoro encomiabile, perché in un solo momento come dire, le maestre, i professori dell'area veneziana scoprono l'offerta dell'anno ormai non solo di Venezia, ma ci sono anche istituzioni padovane e vicentine che vengono a presentare. Quindi anche lì ecco, un'idea di rete che tocca il mondo MAB, come si ricordava prima, nello specifico nel settore edu, mi sembrava e loro stanno tentando il salto nel digitale, nel senso che c'era l'idea di avere un portale Medusa che in qualche modo riassorbisse queste esperienze, ma come si ricordava prima la questione poi, no? C'è un tema sì di strategia e di visione politica, ma poi di messa a terra delle cose e quindi di risorse umane da impegnare, è un po' latente, perché poi appunto ci vuole qualcuno che lo porti a casa. Io vi chiedo di... no, ma sei stata la prima e hai avuto tutto il tempo giustamente. Vi chiedo di stringere, perché credo dovevamo finire alle 5:30, ma abbiamo iniziato un po' dopo. Diciamo entro le 6 però. Entro le 6. Ok, io D'accordo. tengo dopo. Allora parlo per 29 minuti. No. Allora, credo che sulla questione delle reti il mio contributo possa essere non particolarmente interessante. Invece volevo ricollegarmi a 2 temi, 2 parole, due concetti che sono stati espressi prima di me. E stavo pensando, mentre parlava Silvia, a come collegarli, perché ho detto, secondo me sono collegati, però non trovavo il collegamento tra le 2 cose. Mi ha colpito la frase secondo la quale il manifesto non è un'immagine ma è un oggetto, e poi la questione è legata alle persone. Alla fin fine c'è un tema legato alla fruizione dei contenuti, no? E però se vogliamo ricollegarlo alla questione della digitalizzazione, io credo che, ecco, uno degli aspetti che mi ero prefissato di citare prima nel mio primo intervento, ma poi il discorso ha preso un'altra piega, uno degli aspetti positivi, veramente positivi, del lavoro di digitalizzazione fatto da Fondazione Levi riguarda proprio i diversi linguaggi, i diversi canali che il loro archivio, che Levi Data veicola. Voglio dire, uno dei limiti della digitalizzazione riguarda alla fin fine i device attraverso i quali poi i prodotti digitali, i contenuti digitali vengono fruiti, nel senso che la fa da padrone la vista, sono sostanzialmente immagini, quelle che vediamo digitalizzate, che si tratti di testo o di figure, poco cambia, è comunque una fruizione che facciamo attraverso l'organo della vista.
e sempre in un formato standardizzato, nel senso che sia lo schermo del computer o sia lo schermo di un tablet o di un cellulare, alla fin fine è quello che costituisce la cornice all'interno della quale fruiamo il contenuto. La Fondazione Levi, con la scusa che, in virtù del fatto che si occupa di musica, ha la possibilità di utilizzare un canale che invece viene restituito in maniera, certo, non reale, perché ascoltare la musica dal vivo è un'altra cosa. Abbiamo parlato prima del fatto che alcune delle registrazioni che sono state fatte in conservatorio cercavano di restituire l'immagine sonora di quello che poteva essere il salotto di Casa Levi, però al di là di questo, che insomma è un discorso che riguarda molto più gli addetti ai lavori che non il fruitore medio, in generale quando ascolto un file audio ho una buona restituzione, se si tratta di una buona registrazione, ho una buona, e soprattutto se ho delle buone casse, ho una buona restituzione del contenuto. E questo secondo me è un grande vantaggio. E allora, come mettere a frutto questo vantaggio? Allora, io credo che un oggetto sonoro, quale può essere una musica che viene suonata a prescindere dal dispositivo che la suona, crei effettivamente un'emozione molto più forte rispetto a quello che è il contenuto veicolato da uno schermo. Ehm, Ho sempre affrontato con molto scetticismo tutta quella retorica legata al profumo della carta, quando entrano questi clienti in libreria e ti dicono: ah sì, ma i libri, oh senti che buon profumo. Io dico: boh, io il profumo dei libri ci vivo tutti i giorni, forse mi ci sono assuefatto e non lo sento. Per me è il modo in cui fruisco il contenuto, è un oggetto che tengo in mano, che valuto per la spessore, valuto rispetto al fatto di essere arrivato a un terzo del libro, a metà del libro, a tre quarti del libro, il fatto che fosse la pagina di destra o di sinistra, il fatto che in caso di un libro illustrato, nel momento in cui svolto la pagina, mi ritrovo di fronte a una piccola sorpresa ogni volta, no? E, ecco, tutto questo viene un po' appiattito, diciamo, da tutto quello che è il contenuto digitale visuale, mentre invece rimane molto più a tutto tondo per quanto riguarda gli oggetti sonori. Io credo che questo sia un punto di forza sul quale la Fondazione Levi dovrebbe spingere, più di quanto probabilmente non abbia fatto fino a questo momento. Così anche per lanciare una proposta, no? Aggiungere un elemento anche di positività e di sguardo verso il futuro per quanto riguarda i nostri interventi. Questo appunto ci permette poi di andare a toccare delle emozioni. Io spesso mi sono emozionato ascoltando musica anche semplicemente dal mio computer. Saranno stati dei brani che mi ricordavano qualcosa, saranno stati dei brani legati a esperienze passate che mi hanno innescato dei meccanismi mentali che prescindevano dal momento in cui stavo ascoltando il brano, però resta il fatto che secondo me è una veicolazione dei contenuti che è molto interessante, quella che passa attraverso il file audio. E questo dovrebbe essere tenuto in forte considerazione, soprattutto in relazione a una fruizione condivisa. Il grande vantaggio appunto del file audio è che ti permette di mettere insieme, di creare un qualche cosa che può essere fruito da più persone insieme e anche questo in riferimento a un'esperienza, all'importanza dell'esperienza, dei contenuti, è un elemento assolutamente che dà valore, secondo me, ai contenuti di Fondazione Levi. Basta, direi che... Basta. No, ottimi spunti, grazie.
Cerco di essere breve. Il mio cervello funziona come un criceto, se salgo su una ruota non riesco più ad uscire. Mi sono anche un po' fermata sul discorso che si è fatto prima sulle persone e sulle tecnologie, e quindi fatico, diciamo, a non partire da quella riflessione che a mio avviso è molto interessante, però senza voler ridare, diciamo, un primato al settore culturale rispetto a quello della pubblica amministrazione, perché tutto poi si muove Però la storia della trasmissione del sapere da sempre è stata una storia di trasmissione su supporti diversi, quindi dalle tavolette d'argilla, gli amanuensi che scrivevano i papiri, eccetera. Quindi tradizionalmente questo passaggio di supporti pertiene, diciamo, quelli che oggi chiamiamo le istituzioni che si occupano di musei, archivi, biblioteche, per arrivare a quello che è la sanità con il fascicolo sanitario, che conosco bene perché mio marito lavora, è un informatico che lavora su quello, della pubblica amministrazione. Ci sono degli standard e dei processi che vengono definiti in un ambito di buone pratiche della ricerca, che non è un informatico preso a caso. Ci sono degli standard, cioè sono dei manuali fondativi, penso alla Guercio, Conservare il digitale, ci sono delle ricerche in corso nelle, diciamo, in quello che fino a poco tempo fa tradizionalmente erano i luoghi deputati, cioè le università e i settori di ricerca all'interno di biblioteche, musei, archivi. La questione della tecnica, secondo me, è interessante perché a volte, cioè io della digitalizzazione non ho paura, tra virgolette, sulle prassi di digitalizzazione, perché mi sembra che siamo abbastanza consolidati. Mi preoccupa di più, e su questo penso che l'intervento della dottoressa Sciarra sia stato molto interessante, che ha ricordato magazzini digitali. Mi interessano, diciamo, in questo momento di più da qualche anno i problemi relativi a ciò che nasce digitalmente, su cui ci sono da tanti anni molte considerazioni anche sugli archivi di personalità e quindi non solo sui documenti prodotti con dei processi codificati. Il problema però non è la tecnica, che a me non spaventa quasi mai. Quando io entro in aula ai miei studenti, che se facciamo un linguaggio di programmazione in Python per arrivare e mi chiedono ma la funzione, il problema per me è che gli studenti si concentrino sulla concezione dei modelli e sul perché si fanno le cose, che è quello che ti diceva prima. E il concentrarsi esclusivamente sulla tecnica ci fa dimenticare che se oggi possiamo vedere dei grafi basati su sistemi di semantic web, è perché c'è alla base una concezione filosofica dell'ontologia. Se oggi parliamo di grandi digital library è perché a fine della seconda guerra mondiale, ma non solo lui, faccio un esempio, il primo tra i più importanti, un signore del progetto Manhattan, Vannevar Bush, disse: ma in tempo di pace gli scienziati come faranno a scambiarsi il sapere? E nasce il concetto, poi non attuato, di Memex, che era una scrivania in cui il sapere veniva miniaturizzato e ricercato. Il concetto di iperlink, di ipertesto, viene da un filosofo, Ted Nelson, e lo stesso codice binario non è una stranezza di un ingegnere di pochi anni fa, ma è del filosofo Leibniz, che in un piccolo trattato, negli appunti di progressione diadica, si chiede se esista un modo per misurare su una diversa base rispetto alla base naturale. Nasce, diciamo, un concetto della possibilità di passaggio e non passaggio di informazioni. Quindi secondo me la missione oggi non è definire le tecniche, che a me preoccupano meno, ma definire nel ruolo delle competenze, cioè formare delle persone che possano, nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro, nel mondo della ricerca, non fissarsi solo sul software o l'hardware, eccetera, ma su un progetto più grande, sul perché
si fa quello che si fa, altrimenti finisce tutto in un ho usato IIIF, ho fatto il master, ho fatto questo, ho fatto quello, che finisce poi per dire ma dove stiamo andando? Su domanda condivisiva, e perché lo stiamo facendo? Poi finisco quando arriva uno studente mi propone la tesi dicendo vorrei fare l'edizione digitale con X perché l'edizione critica cartacea non si può fare. Io dico, ma chi ha detto che non si può fare questa cosa in cartaceo? Non è vero, basta andare a vedere le edizioni critiche dei grandi maestri quando ancora non esistevano delle tecniche per l'appunto per le edizioni scientifiche digitali. Prima impara il metodo, poi valutalo in un ecosistema digitale che complica le cose, che ha delle sue teorie, dei suoi modelli, ma su cui è necessario formarsi, quindi non andare a insegnare come si usa un software, ma andare a insegnare a pensare a quello che si sta facendo. Ecco. Grazie. Sui nuovi pubblici e in parte sulle reti, invece, io stavo provando a mettere insieme da un lato il suggerimento di ripartire da qualcosa che viene prima della digitalizzazione, cioè dai valori dell'organizzazione, ma anche all'andare oltre la digitalizzazione e il momento dell'importazione in digitale, che sono due momenti fondamentali per capire quali nuovi pubblici, come e anche quali reti. Da un lato perché ripartendo dai valori rimettiamo in prospettiva il quadro e quindi la digitalizzazione diventa sì uno strumento e quindi ripensiamo anche le sue applicazioni. Dobbiamo un po' ricordarci i valori dell'organizzazione, cosa l'organizzazione era lì per fare e quindi il digitale esaurisce questa creazione di valore o c'è qualcosa che rimane sfornito, che quello strumento non riesce ad assolvere e bisogna invece trovare altri strumenti e di conseguenza altri pubblici. E torniamo al momento dell'andare oltre il momento della digitalizzazione. L'organizzazione assolve alla sua produzione di valore culturale, sociale, in ultima parte, ma non ignorabile, economica, soltanto con il digitale, oppure rimane qualcosa che va riesportato nello spazio fisico soltanto per la fruizione di quel contenuto, di quegli oggetti, oppure possiamo andare ancora oltre e possiamo invece iniziare a riflettere su come questi contenuti che abbiamo digitalizzato possano iniziare a ispirare o a essere parte di nuova produzione artistica, di nuova produzione culturale, iniziare davvero lì a mantenere la grande promessa del digitale, prendendo, conservando, ma anche utilizzando quei materiali per dare vita a nuove produzioni. Telegrafica, ma molto puntuale. Grazie, Angela. Sì, grazie. Vabbè, all'inizio non è che ringraziato, grazie a tutte e tutti per questo invito, a Monica e a voi per questi spunti, insomma, interessantissimi. Insomma, mi fa molto piacere essere qui. Io volevo solo dire questo. È chiaro che abbiamo bisogno di un Virgilio, no, che ci porti da qualche parte. Sui database online abbiamo ormai l'intelligenza artificiale che è anche fuori ormai, insomma, anche offline, che ci aiuta, no? Il problema è che ci manca forse il Virgilio, appunto, che porta fuori l'opera nello spazio reale. E questo credo sia un compito per le nuove competenze. Si parlava di personale da pagare però, quindi i fondi che vadano anche alle persone e non solo ai progetti e soprattutto che diano continuità anche ai contratti di lavoro, insomma, per le persone che lavorano su queste cose. Quindi è importante che ci siano, chiamiamole curatori, perché non vuol dire solo curatore di arte contemporanea, il curatore di libri, il curatore della biblioteca, il curatore di uno spazio di conoscenza, il curatore appunto il curatore delle informazioni, curare le informazioni. Quindi servono queste cose qui sicuramente, io credo siano fondamentali per un'esperienza complessa del sapere, perché cosa fa scattare la curiosità, cosa fa scattare il sapere, cosa fa scattare la conoscenza? E credo che ci sia una forma di presenza che faccia scattare la conoscenza. Non sono contrario a quelli che sono attratti dall'odore della carta stampata. È vero che c'è qualcosa di tossico, forse è tossica anche la carta stampata, però è anche vero che dopo aver visto decine e decine di libri, cominci a vedere la copertina, cominci a vedere la rilegatura, cominci a vedere l'odore, cominci a vedere che è stampata con una tecnica e cominci a vedere che le parole stanno scomparendo. È una conoscenza complessa, d'accordo? A cui arriviamo un po' alla volta e quindi l'informazione è un inizio, è sicuramente un inizio e secondo me dobbiamo arrivare a quel livello lì. È un livello importante, è un livello di sensibilizzazione proprio, una sensibilizzazione dell'individuo, del sé, verso l'esperienza complessa appunto del sapere. Credo che
digitale è assolutamente fondamentale, però ecco, chi ti possa guidare poi a questo tipo di conoscenza, e questo è il tema. E l'altra cosa, le reti sì, sono fondamentali, però anche reti dove? Adesso gli artisti, per esempio, lavorano su piattaforme digitali per lavorare su prodotti, file, video, opere, eccetera, che poi vengono realizzati in installazioni complesse, come vi dicevo, che non sempre hanno, come dire, raggiungono l'obiettivo degli autori. Però, ecco, le reti sì, ma nei luoghi, no, nell'incontro. E questo è fondamentale, perché molto spesso ragionando online, come dire, ci perdiamo. E quindi stare nello spazio, essere consapevoli della struttura dove siamo, delle possibilità economiche che abbiamo, anche delle persone che incontriamo, quanto c'è la disponibilità a collaborare o quanto invece è una possibilità a dominare, no, a sovrastare. Quindi come dire, un'etica anche delle collaborazioni credo sia importante. È importante che una collaborazione poi sia sostenuta economicamente, che tutti abbiano ad esempio le stesse quote, e quindi c'è anche un rispetto dal punto di vista appunto del business plan, eccetera. Quindi queste due cose qua, sicuramente le reti, sicuramente un Virgilio che ci porti a questa forse utopia un po' della conoscenza pensata così, non so. Grazie. A te la chiusura. Sì, in realtà tu ci hai sollecitato una riflessione che tiene insieme tre questioni che sono i nuovi pubblici, le reti e la trasformazione delle città. Cioè non è facile, ma ci provo in meno di due. No, ma cerco di farcela in meno di 2 minuti. E visto che prima la questione delle persone ha funzionato, rimango sulla questione delle persone, nel senso che secondo me è una chiave interessante, perché se voi ci pensate, la costruzione dei pubblici è necessariamente costruita in relazione. Cioè, quando noi pensiamo alla costruzione dei pubblici, abbiamo inevitabilmente un'organizzazione di vario tipo, può essere culturale, può essere sociale, può essere pubblica, non è importante adesso, che si mette in relazione con degli individui. E qui, secondo me, avviene, anzi, rischiamo di inciampare nel primo ostacolo. E il primo ostacolo è prevalentemente di natura culturale, cioè noi ci siamo ormai abituati a considerare la sfera pubblica mediatizzata come uno spazio sociale. E quindi quando pensiamo alla costruzione dei pubblici, anche oggi è successo in un paio di interventi, pensiamo alla relazione con i pubblici sui social media prevalentemente. Costruiamo una relazione, perché siccome non riusciamo a portarli all'interno dello spazio fisico, allora proviamo a raggiungerli nella rete. Ecco, chi studia psicologia, chi studia antropologia, ma per non citare chi studia sociologia come me, sa che in realtà le dinamiche di relazione nella sfera mediatica e nella sfera fisica, spaziale, sono profondamente diverse. Ecco, io da questo punto di vista, se vogliamo rimanere dentro un dibattito sulla tecnologia, io credo che sia importante ricordarsi che da questo punto di vista una tecnologia fondamentale è lo spazio fisico situato, cioè lo spazio fisico all'interno del quale le persone possono incontrarsi, possono riflettere insieme. E per questo io credo che appuntamenti come questi siano un tesoro prezioso, perché sono pochi momenti che abbiamo a disposizione per confrontarci liberamente, per discutere, per ragionare delle questioni, perché nella quotidianità molto presi dalla performance, in realtà riduciamo sempre di più, e questo capita anche a chi lavora all'interno delle organizzazioni culturali, che è molto attento alla questione della performance, perché la deve rendicontare, la deve dimostrare, deve dire quanti libri ha prestato, deve dire quanti libri ha catalogato e così via, ma lo sapete meglio di me. E attenzione però, perché è questo che riduce lo spazio di riflessività delle persone, delle organizzazioni rispetto alla tecnologia, perché questo ci riduce completamente fino ad azzerare il tempo che noi abbiamo a disposizione per dire che cosa vogliamo farci di quella tecnologia. Allora recuperare anche una dimensione di spazio della riflessione, che guardate che nella nostra società attualmente è considerato uno spazio improduttivo, è considerato un tempo improduttivo. È questo che va rovesciata come prospettiva, perché questo ci permette poi di poter invece entrare in una riflessione, in un uso della tecnologia che è profondamente diverso.
E da questo punto di vista io credo che sia non solo un tema di costruzione delle reti, le reti sono una conseguenza, ma è soprattutto un tema di costruzioni di occasioni di confronto tra le persone in luoghi come questi. Che non sono eventi, diciamo, ma sono costruzioni di occasioni. Bene, non mi sento di aggiungere altro perché credo che abbiamo scandagliato tutti i temi e anche oltre, quindi ringrazio ancora i nostri ospiti, ringrazio ancora, beh, insomma, venite qua a ringraziare voi perché è giusto che chiudiate. Grazie. Un applauso ai nostri Grazie. ospiti. Grazie a tutti, davvero. Io ci metterò una settimana per elaborare tutte le... Sì, abbiamo la registrazione, tutti gli spunti che ci avete dato in questo ultimo tavolo, nella tavola rotonda, i ragazzi stamattina. Credo che sia stata una giornata di alto livello, quindi vi ringrazio. E prendo questo ultimo intervento per dire troviamoci ancora, parliamoci, perché mi sembra una buona idea. E se abbiamo voglia di farlo, questa può essere davvero la sede e anche l'occasione per cui volentieri. Lascio però a Fiorella le conclusioni di questa giornata perché il progetto lei ne è responsabile, quindi insomma grazie ancora per tutto. No, ormai vista la giornata, vista la fatica, non credo che c'è molto da aggiungere, solo due riflessioni. Una su una sorta di concordanza, no? Sono persone che provengono da mondi diversi, no? Da formazioni diverse, da istituzioni e da esperienze, no? È una cosa, ma credo che non ci siano state delle contrapposizioni, non ci siano, no, come se le persone fossero veramente consapevoli dei cambiamenti che ci sono, di quello che ci viene proposto, del fatto che c'è bisogno, no, di una riflessione, no, cioè anche di fermarsi, no, anche questo del fermarsi, di trovare delle occasioni e che questo possa avere anche una dimensione che non escluda, no, la dimensione della velocità dei rapporti che si possono costruire all'interno di strumenti digitali, di strumenti che ci permettono, ma anche una sostenibilità, no, di tutta una serie di possibilità e di costruzione di reti, ma che non prescindono anche da questi incontri, ok? Da queste occasioni di incontro, che credo che la pandemia ci ha fatto riflettere in particolare, che ci ha portato anche, no, di un periodo che abbiamo tutti vissuto in un certo modo e che ci ha fatto capire potenzialità, no, di strumenti e il senso anche, no, di scegliere strumenti o occasioni, ma anche di scegliere occasioni come questa, che sono dove, no, uno sente, no, sente e ha una relazione diretta. Ecco. E poi questo aspetto, secondo aspetto, che ha a che fare con quello che Stefano, no, diceva prima, quello della riattivazione, no, dell'acquisizione, della selezione e della riattivazione in modalità diverse che possano andare a restituire dei valori o generare altri valori. Ok? Perché oggetti del passato possono, no, essere parte di una nuova modalità, possono non solo raccontare, ma anche far riflettere criticamente. Ecco. E sul termine proprio della consapevolezza critica, credo che, no, il livello di questo incontro di oggi abbia messo in luce, e perciò spero che riusciamo ad organizzare degli altri. Noi ci faremo davvero promotori di questo, credo, no, da parte di chi ha partecipato al progetto e vi ringrazio ancora davvero tanto, e Giorgio Brugetto in particolare della sua ospitalità.